Niente. E niente. Portare pazienza, bisogna portare pazienza per i nuovi, lo sapevamo. No, c'è un po' di rammarico, un po' di. Vabbè, parliamone insieme, datemi voi gli spunti perché non voglio di niente. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loiane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale, senza di lui non sappiamo stare Segnaliamo, bene, è il nostro segnaliamo un Oriali in versione Mazzarri. Mi hanno segnalato. Allora, ovviamente sono deluso, sono peccato, non vorrei cominciare con gli arbitri, però purtroppo è un tema che c'è e non posso fare finta di niente solo per fare il tipo che al di là degli arbitri dove va. Sì, lo sappiamo che al di là degli arbitri dove va, però pare che ogni tre rigori ce ne danno uno. Però mettiamolo un attimo da parte che è la verità e analizziamo che con parecchio tempo a disposizione in un uomo in più dovevamo fare di più. Potevamo fare di più e secondo me è importante vedere le prestazioni individuali così come quello che si poteva cambiare, perché poi alla fine lui cambia uomo su uomo, però il cambiare uomo su uomo cambia l'assetto tattico a tutti gli effetti, perché se togli McTominay e metti poi Neres esterno è un conto. Poi lo avete visto, lo abbiamo visto, lo diciamo tutte le volte, Neres convince molto di più quando sta a destra perché avete visto ci è andato molto vicino, se Modric non avesse deviato quel pallone che finisce sul palo saremmo parlando di un Eurogol di Neres con assalto finale. Purtroppo è così. Dall'altra parte invece Lang non mi convince, cioè non lo vedo puntare, non lo vedo andare dritto verso la porta e creare scompiglio. Neres crea scompiglio, allora nella voglia di vederli tutti insieme, quelli pericolosi, devi fare una scelta che deve partire da quello che ti danno in allenamento. E secondo me ancora non ti sta dando Lang. Là sono un pochino deluso. Per il resto le scelte, quelle là iniziali, sono evidenti. Antonio Gabriele, già sei su Telegram, vedi c'è proprio la domanda, già sei su Telegram perché io i nomi sono tutti mischiati. Chiunque si abbonasse a Kofi, che è l'altro sistema, o direttamente su YouTube mi scrivesse in privato che io post live. Vi aggiungo al gruppo Telegram dove si fa un gran parlare ovviamente delle scelte di Conte, è naturale, specialmente lo facciamo quando si vince, figurati se non lo facciamo quando non si vince. È chiaro ed evidente, e non lo so se lo dirà in conferenza, insomma, ma perché Marianucci al posto di Beukma? E credo che là è la questione della gestione della doppia partita ravvicinata, quando Marianucci non ce l'hai per la Champions, visto che c'è la moria dei difensori, forse avrà pensato, è una mia intuizione, non lo so, che Beukma te lo vuoi conservare perché altrimenti in Champions rischi brutto. Enrico! Riccardo, adesso cerco di consolarti. Lavoro ad un festival a Milano, mi hanno martellato. KDB? No, KTM. Il KTM non c'è bisogno di spiegarlo, sappiamo tutti cosa significa. Non lo so, puoi rivalerti sul fatto che comunque De Bruyne un altro gol lo fa, perché dal dischetto è freddissimo e non è una cosa da poco, anche quando non è in partita, perché sembrava non essere. Se fai il paragone con Modric, Modric mi è sembrato più in partita da subito. È anche una questione di quanti palloni puoi toccare. Lobotka, per esempio, ha fatto un partitone in tutte e due le fasi e Modric fa quel lavoro là, quindi in teoria dovresti paragonare la partita di Lobotka con quella di Modric. È chiaro che i due elementi si mettono a confronto, De Bruyne e Modric. Modric secondo me ha giocato meglio, De Bruyne segna quel gol che ci poteva riavvicinare, possiamo chiamarlo un gol inutile, alla fine della fiera è così,
però quel lancio che fa su Di Lorenzo, comunque ha lampi di classe che non hanno in molti. Secondo me anche lui può cominciare a essere gestito senza fare lesa maestà a nessuno in certe fasi della partita, magari quando gli avversari sono un po' più stanchi e quindi il passo è un pochino più risulterebbe un pochino più al passo con gli altri. È un tema di cui probabilmente parleremo per lunghi tratti durante questa stagione. Allora, posso dire che mi mancano i rigori su Zambo e Scott. Per il resto, nonostante la sconfitta, mi è piaciuto lo stesso il Napoli. Marianucci ha pagato l'esordio a freddo in una gara importante. Sì, Davide, è chiaro, Marianucci purtroppo segue Pulisic che lo frega, lo segue fino a un certo punto, poi Pulisic se ne va. Anche il tentativo disperato in scivolata, Pulisic avrebbe potuto prendersi il fallo e magari fa scattare un giallo, penso, su Marianucci. Ha pagato, e questo si può dire che insomma Conte ci aveva avvertito. Dobbiamo essere poi pazienti, portare un po' di pazienza qualora avvenissero degli errori per i nuovi che devono insomma scontare il prezzo poi di giocare a certi livelli contro certe squadre con una certa maglia. Quindi sotto questo punto di vista sì. Quello su Zambo, ti dirò, posso anche accettarlo, lui si gira, si toccano le gambe, vabbè. Ma quello su Scott era netto, nel primo tempo era proprio netto. E ovviamente lì la cosa cambia. Non me la sento nemmeno, lo sapete come ragiono, non me la sento di calcolare un rigore precedente come segnato e darmi anche il risultato dell'altro rigore, perché la partita si svilupperebbe in maniera diversa. Stai sul 2-1, magari non si sviluppa quell'altro rigore, si sviluppa in maniera diversa. Però resta, io voglio rivedere più che altro le sbracciate con Lucca, perché c'era Rabiot e Pavlovic, non ho capito. La prima sbracciata dove Lucca poi va a terra ce l'hanno fatta vedere mezza volta e male, mentre sulla stessa sbracciata poi chiamano il fallo su Pavlovic. Lì voglio capire, perché là è il rigore del 2-2 eventualmente. Quindi non possiamo fare a meno di parlarne. Minuti effettivi credo 30, sì, molto ostruzionismo, è evidente, buttavano a terra una continuazione, toccati o no, crampi o no, mani in faccia sempre, Gimenez, eccetera, eccetera. È la squadra furba, diciamo, chiamiamola così, la malizia, chiamiamola come volete, insomma, è la squadra che passando in vantaggio subito già avrebbe fatto quella partita là di attesa, lasciando il pallino al Napoli. Poi vanno pure nel doppio vantaggio, vanno anche in inferiorità numerica. È chiaro che l'unica arma che avevano per portarla a casa era fare questo tipo di ostruzionismo. Ce l'hanno fatta, e bravi loro, perché non si può fare altrimenti. Hanno vinto, quindi sono 3 punti. Partita utile per vedere diversi giocatori nuovi e direi, a parte qualche indecisione, Benino. Sì, per esempio Benino mi sa che è un buon termine per descrivere Gutiérrez, che nel primo tempo mi è sembrato un po' timido e nel secondo molto centrale, anche lui, un po' quel lavoro che faceva Di Lorenzo, anche lui molto dentro al campo, quindi meno di binario. Noi ci aspettavamo quello di binario e invece andavamo molto più per via centrale anche con Gutiérrez, un po' più di personalità, qualche palla in mezzo messa bene. Anche lui, prima apparizione, può crescere molto sicuramente. Mi aspetto una crescita magari con continuità. Sul binario si è fatto preferire di più Spinazzola nelle apparizioni precedenti, però anche lui presto, non è che decidiamo adesso Gutiérrez non è buono e Spinazzola deve giocarle sempre, anche perché gestione dei minuti, gestione dei possibili infortuni. Danilo non ci siamo, perché poi mi devi far parlare e mi devi far dire tutte le cose che tu non vuoi che io dica, e non così andiamo in grossa difficoltà. Mi mandi ai matti, così mi mandi ai matti, stacco la live e facciamo una telefonata, cioè sarebbe più corretto che io ti leggo il messaggio. Siamo onestamente delusi, per carità, il Milan aveva meritato, però 11 contro 10, almeno il pareggio si poteva conquistare. Siamo comunque primi, forza Napoli sempre, un saluto a tutti voi da Pizzeria Carbone di Tenerife.
ragazzi, andate a Tenerife, cioè non vuole essere, perché lo so, perché ci ho parlato, non vuole essere una sponsorizzazione, ma praticamente io la prenderei come tale. Chi va a Tenerife sa dove deve andare, non c'è alcun dubbio. Danilo, mamma mia, grazie infinite. Si vedranno, poi gli amici vedranno, probabilmente domani gli amici vedranno qualcosa in più. Alberto, grazie Danilo, e grazie Alberto. Ti suggerisco il titolo per domani, Peccato. Io pensavo che il titolo per la reaction fosse Pazienza, portare pazienza, dobbiamo avere pazienza, pazienza che questa partita non è andata. Peccato ci sta bene tutto, anche perché ci potevamo arrivare ad agguantare almeno il pareggio, che vista anche la condizione di emergenza. Non ci dimentichiamo la condizione di emergenza con cui siamo arrivati a questa partita. Non ce la dimentichiamo perché è evidente. Poi un po' di emergenza può essere una scelta, tra virgolette, quella di Beukema, che devi fare, e un po' quello che la sfortuna, gli infortuni, eccetera, eccetera. Quindi peccato, pazienza, ci stanno tutti. Dall'espulsione all'ingresso in Heres 16 minuti. Sì, su questo pure si può ragionare. Su questo pure si può ragionare, farlo subito. Io facevo un calcolo di quelli che erano i nuovi cambi di Conte, che stanno arrivando un po' più presto. Quindi attenzione poi a dire che Conte non fa i cambi, si aspetta sempre l'80°. Facendo i calcoli, Conte ha cominciato a fare cambi un po' più presto, un po' ci deve essere un lavoro anche scientifico dietro per non sovraccaricare certi muscoli, visto il doppio impegno e viste le partite ravvicinate di base. Un po' ci deve essere la gestione di quella che è una panchina che è più performante e che ti può dare delle soddisfazioni. Forse si può fare ancora di più nel passaggio ad un altro modulo un po' più offensivo. In reaction mi sentirete dire, forse la posto direttamente stanotte, perché poi abbiamo domani quasi si va già in prepartita e quindi devo portarvi l'analisi e poi si va in prepartita per lo Sporting. Però ad un certo punto mi viene naturale chiedermi, non chiedere a Conte, ma chiedermi, forse levi un Marianucci e lasci Juan Jesus dietro, e lo so, da solo contro Leao va bene, però devi aumentare l'impatto in avanti, visto che loro uno in meno avrebbero attaccato poco, solamente i lancioni su Leao. Quindi l'idea forse non solo di passare al 4-3-3, ma forse anche di fare qualcosa in più, magari lasciare Højlund insieme a Lucca. Ecco, non lo so se è chiedere troppo, ma onestamente me lo sono chiesto in reaction, e quello che mi chiedo in reaction è la realtà, è la verità del momento. Poi dopo, quando ascolteremo Conte, magari ne sapremo qualcosa in più. Certo non devi poi scoprirti a eventuali fuorigioco, insomma, contropiedi, imbarcate, eccetera, eccetera, però là dovevi puntare a recuperarla, perché sotto di 2 gol è inutile mantenere l'equilibrio, secondo me. E Neres a destra è un'ira di Dio, senza alcun dubbio, caro Giovanni. Piace, è una delle cose che sicuramente ci portiamo dietro da questa partita, perché c'ha spunto e c'ha l'efficacia. Lui comincia a sinistra e già si intruppa un pochino nel dribbling. A destra può fare quello che vuole, perché non disdegna anche lui, come Politano, ogni tanto di andare sul fondo e metterla col destro, e ha creato dei presupposti. Poi quando va sul sinistro, una l'ha salvata Modric, l'altra l'ha salvata Maignan, quindi è un'arma che va sfruttata. Poi io mi rendo conto, purtroppo in quella zona c'è l'intoccabile che sta giocando anche benino, non è che noi diciamo stai facendo giocare uno che non va. Politano va, però Neres sembra avere qualcosa in più, specialmente nei minuti finali. Insomma, secondo me va sfruttato, perché è vero, tutti, io per primo, aspettiamo Lang, il brivido di un giocatore nuovo, ma Neres noi l'abbiamo visto ancora pochissimo, veramente pochissimo. Buttato un tempo, e ringrazio Tore Valanga sempre, che poi c'è anche la continuità, come si valutano i calciatori, con la continuità. KDB, pollice verso, poi si sveglia Anghissà,
Perché io su Anghissà sono stato molto, e l'ho detto anche nel gruppo, a fine primo tempo io lascio una frase nel gruppo Telegram, perché poi ci sono migliaia di messaggi, ne lascio una sola che fa la somma di quello che è stato il primo tempo. Io voglio portare pazienza su Marianucci, ma su Anghissà che lascia andare Pavlovic senza intervenire, senza affondare il taco, là vado in freva, perché tu sei un giocatore di grande esperienza e lo fai sempre, e se nemmeno Conte è riuscito a instillare il concetto di un fallo sistematico, di ogni tanto spendilo il fallo, prenditi anche un giallo ma fermali e non farli andare in avanti, vuol dire che non si può proprio cambiare l'atteggiamento di Anghissà, che è dominante quando vuole e delle volte invece è molto leggero, e quindi così. Lobotka ok, per me Lobotka superiore proprio a tutti in campo. Neres 2 punitini, Gutierrez non al 100%, Marianucci non male. Noah non mi ha fatto alzare dalla sedia, è in volo. McTominay pollice su, Højlund cercato male. Højlund si è battuto, qualche palla è riuscito a punirla, però poche occasioni per lui. Sì, Noah purtroppo resta un tema. Mi dispiace tantissimo perché io ci credevo, ci credo ancora, ci voglio credere ancora, non può essere. Però il paragone su quella fascia purtroppo col 77 è impietoso al momento. Perché quell'altro è in crescita, Noah non lo so. Ha fatto vedere delle cose in Europa, però le deve fare col Napoli, altrimenti restano storico, restano highlights. Anguilla, onestamente venerato per 2 partite buone ogni tanto, a me fa troppo innervosire quando gioca. Pure a me, ma io faccio tutte e due le cose, pasticci. Cioè, ma quello è un cecio. Il tuo avatar è un cecio? Che potrebbe essere. Faccio tutte e due le cose, perché lo venero quando gioca da Anghissà dominante e sembra poter mantenere il centrocampo da solo in impostazione. Poi vedi quando si lancia in avanti, pericoloso anche con i colpi di testa, uno nel primo tempo, il secondo insieme a McTominay, che porta poi al rigore. Lo venero senza, with no regrets, però quando fa così mi fa innervosire tantissimo e restano entrambe le due cose. Luca, credo che abbiamo un problema con questi infortuni, eravamo un gioiello sotto questo punto di vista, cosa è successo? Troppa differenza non è un caso. Caro Luca, questo è un tema che possiamo sviluppare, stiamo raccogliendo dei dati insieme ai fratelli Iannone, poi vediamo anche Guido, perché è un tema importante e sul piatto ci dobbiamo mettere un po' tutto. Partiamo dal discorso dell'anno scorso dove Conte lanciò un campanello d'allarme sui campi di Castelvolturno, che fa il paio con l'avere un centro sportivo di proprietà dove fai tutte le tue cose, eccetera, eccetera, rizzollare i campi di allenamento, perché molti sono infortuni muscolari, quindi ci devi ragionare su questa possibilità. Un po' sono infortuni di sfortuna, un po' sono infortuni traumatici che magari succedono anche in nazionale, un po' è la gestione dei titolari con i non titolari. La gestione sta cambiando. Capire se Conte ha uno storico di infortuni lo stiamo studiando. Il discorso che dobbiamo aggiungere è anche quell'attacco di De Laurentiis Edo alla Lega per quanto riguarda poi i dati non consegnati al Napoli. Quindi ci sono un po' di cose che vanno messe sul piatto per capire dove sta il problema di preparazione, problema di alimentazione, perché c'è stato anche il discorso del nutrizionista che poi lascia lo staff. Insomma, veramente è un tema che dobbiamo affrontare mettendo tutto sul piatto senza partire prevenuti su nulla. E ringrazio anche Giovanni. What? Shiba Dog in Samurai Armor, waving a banner saying number 1. Quindi questo è uno sticker. È uno sticker di un cane Shiba in un'armatura samurai che sventola una bandiera, un banner dicendo number 1. Posso immaginare, Giovanni. Ti ringrazio, voi l'avete visto magari in chat, io lo posso immaginare. Grazie mille Giovanni, grazie a tutti per il supporto. Non vedo l'ora, questo è un bel modo di metterla. Non vedo l'ora che inizi la Coppa d'Africa, almeno sarà costretto a tornare al 4-3-3. Molto interessante. Però io poi mi chiedo, visto che non hai preso un giocatore alla Anghissà, voi ve lo continuate a immaginare il centrocampo con De Bruyne, Lobotka e McTominay? Perché mi sembra poi le caratteristiche le devi sviluppare in un certo modo. De Bruyne non è McTominay con quegli inserimenti
e McTominay non è proprio Anguissa, anche se lo può fare e sta studiando per farlo, nel senso che lo stiamo vedendo molto più sacrificarsi, abbassarsi molto e fare tanta legna. E anche quello è un tema, perché McTominay perdi molte delle sue caratteristiche offensive che ti hanno risolto tantissime partite l'anno scorso. Quindi il tema di centrocampo senza Anguissa e tornare a 3 è un tema importantissimo che va risolto, e bisogna vedere, bisogna cominciare forse a fare anche degli esperimenti, e non quando sarai costretto a farlo, in partite magari, non dico più facili perché non ci sono partite facili. Io ho letto di alcuni commenti: potevi metterli col Pisa questi qua, sì, però alla fine col Pisa l'hai vinta 3-2 e Spinazzola è stato decisivo. Se non avessi fatto giocare Spinazzola col Pisa, se lo doveva inventare Gutierrez quel gol, o magari lo avresti fatto con un cross di Gutierrez. Non è difficile col senno di poi inventarsi la partita che sarebbe potuta essere, però è chiaro, finché arrivano i risultati uno li accetta e basta. Quando cominciano ad arrivare uno si fa le domande: what if, e se cosa sarebbe successo se. È una cosa naturale. Secondo te ha fatto bene a togliere Kevin, perché lui contento non era? Allora, lui non l'ho vista, però l'ho letta sta cosa di una reazione, insomma, di essere un po' arrabbiato. Ovviamente se si aggiunge alla sostituzione col Manchester City, quasi obbligata, hai un'altra occasione importante alla scala del calcio con Modric, il famoso paragone, può essere che in quel momento Kevin abbia detto: oh, fammi giocare però, perché io posso dare, voglio dare. Non lo so se in quel momento si poteva continuare. Alla fine lui, decisivo dal dischetto, però in campo sta ancora forse cercando la migliore zolla, perché si abbassa per aiutare Lobotka, sì, però io lo vorrei vedere un pochino più al limite dell'area per l'ultimo passaggio, e non il penultimo, non il terzultimo, l'ultimo passaggio, o addirittura più la conclusione, cosa che De Bruyne ha in canna e lo può fare. C'è stato un tiro al volo di sinistro bloccato, quindi vedere De Bruyne un po' più vicino alla porta sicuramente è un mio desiderio. Partita persa nell'atteggiamento del primo tempo. JJ, ottima prestazione Valentina, ma ottima proprio, pulitissimo, non perdeva tempo, faceva ripartire in fretta. Mi chiedo, con due quinti come Stupinian e Saelemaekers, non proprio difensivi, giocarsi le ali no, non ci fossilizziamo, andò. Sì, te lo puoi chiedere ed è giusto chiederselo. Saelemaekers lo fa tutto quel lavoro, però non nasce terzino, lo fa come lo fa Politano fondamentalmente. E si poteva pensare anche di partire proprio con un 4-3-3 e quindi giocarsi uno contro uno, oppure mettere le ali a metà tra quelli che sono i quinti loro e i loro braccetti, quindi mettere un po' in difficoltà Tomori magari con Lang. Oppure, signori, io lo dico e accettatelo come per quello che è, Elmas là. Cioè, se Lang non ti dà ancora, non ti convince ancora, prova Elmas e vediamo che succede. Vediamo che succede. E magari aveva anche senso magari far riposare un pochino Politano giocando Neres sopra, perché anche Politano potrebbe poi accusare un po' di sovraccarico, visto che abbiamo la partita di Champions. Quindi sotto questo punto di vista vediamo se la gestione può essere anche migliorata. Ringrazio anche Nicola, sempre zero cartellini per... vabbè, mi sono arrabbiato molto, perché oltre ai falli sistematici, Rabiot che già doveva essere ammonito prima, viene ammonito una volta, ma buttavano il pallone via volontariamente, vabbè, e lì è quell'esperienza. Oltre all'esperienza, il fatto di giocare in casa. Quando giochi in casa senti quella forza di poterti buttare a terra e senti tutto lo stadio che spinge a mettere pressione all'arbitro. Funziona. E se vogliamo essere super onesti, funziona anche a noi, nel senso che l'intervento di Di Lorenzo che succede col Pisa, quell'unico rigore che c'era, essendo in casa tua nessuno protesta dagli spalti e quindi passa un po' in secondo piano e anche al VAR può sfuggire. Quindi se la sono giocati bene, si sono giocati bene anche il fattore campo, secondo me.
Ringrazio anche Midori. Non capisco perché mettere i cosiddetti Big 4 come se il Barcellona mettesse tutti gli attaccanti in campo perché sono forti. Il Barcellona però credo che abbia una rosa forte, forte, forte in tutti i reparti. Quindi se non metti tutti gli attaccanti hai comunque un centrocampo forte. Io credo che il discorso è, mettendo tutti i Big 4, metti i tuoi 11 più forti, facendo un calcolo di magari un Lang sulla fascia non ha il valore di un McTominay più De Bruyne in mezzo al campo. È un discorso che ci siamo detti tra di noi a inizio stagione quando questo sistema è venuto fuori. Dice forse questo è il modo che hai per farli convivere quelli che tu ritieni più forti. Poi tutte le sostituzioni non sono mai migliorative rispetto all'11 iniziale, sono delle sostituzioni che peschi dalla panchina che possono cambiare l'andamento, perché metti un RS più fresco, perché fai un cambio di modulo, passi con un'ala in più, e quindi questo credo che sia il ragionamento che fai. Questi sono quelli più forti che mi danno più sicurezza. Insieme alla forza c'è anche il discorso di l'esperienza, quelli un pochino più esperti, e ci sta. Allora, perché Lang non ha convinto? Perché non punta l'uomo ed era stato preso per questo, o meglio, dagli highlights abbiamo visto una facilità nel puntare l'uomo e nello sfuggire alle marcature. Lui poi si è presentato dicendo mi raddoppiano, no problem, ne supero 2 e non ne supera neanche uno. Il problema è quello. Spesso l'ho visto puntare e poi ritornare al centro da Lobotka, il che va bene. Anche specialmente, forse non era questa la partita in cui gli chiediamo, perché quando sei con un uomo in più devi fare il City, devi girarla velocemente mandandoli a vuoto. Però io da Lang mi aspetto qualcosina di più e credo che sia legittimo, un po' per come si è presentato, un po' per quello che abbiamo visto e un po' perché siamo un po' orfani su quella fascia di soluzione. Credo che sia così. Allora, non l'ha neanche guardato, è alzato il braccio quasi. Ah, questo dici per quanto riguarda Kevin. Voglio rivederla la scena, però vabbè, mi fido di voi, non penso che abbiate visto una cosa per un'altra, sicuramente sarà stato. L'abbiamo esaltato per il non fare nessun tipo di reazione alla sostituzione col City. È umano pure lui, sarà umano anche lui avere una reazione, a essere un po' stizzito, ma non solo per la sostituzione in se stesso. Esci con la squadra in svantaggio, vuoi dare di più. Ricordiamo anche sempre che quando si vuole difendere un atleta si dice anche no, è arrabbiato con se stesso perché voleva dare un contributo alla squadra. Io le frasi fatte del calcio le sapete. Poi ricordiamoci sempre che sono esseri umani con le loro virtù, i loro pregi e i loro difetti. Danilo! Manda i vocali nel gruppo Telegram. Ti dico solo che in questo momento ti sta guardando tutto lo staff. Oh Gesù, più i clienti in questo momento, 70 persone, italiani, spagnoli. Hola, ¿cómo estás? Quiero aprender español. No lo entiendo un poquito, ma con il mio accento lo capisco lo spagnolo perché qua sono circondato, però rispondo in inglese. Quindi un saluto a tutta Tenerife che sta nel vostro locale e a tutto lo staff. Più allo staff che ai clienti, no, a tutti. Grazie mille. Amico mio Riccardo, l'anticalcio ha battuto il calcio proattivo, fluido, moderno, senza numeri, cerchiamo lo spazio tra le linee, partiamo dai compiti, non di modulo e bla bla bla. Sì, come la vuoi raccontare? Perché poi è chiaro che io ci sto anche a ragionare su alcune cose di Conte che possono piacere o meno. Ci sto anche, non è stato il caso di studiare Allegri approfonditamente, capire se c'è di più, però in questa partita qua, con loro che vanno in vantaggio subito, Allegri proprio va a nozze nel fare un calcio più distruttivo e meno propositivo e meno di proposta. Poi io su quello che Conte studia durante la settimana ci faccio approfondimenti e vedo delle cose e cerco di riportarvele.
Non accetto che mi si dica che Conte non abbia un gioco, non accetto che mi si dica che il Napoli è rinunciatario, che si mette là e aspetta l'avversario. Queste sono cose false. Che poi Conte sia l'allenatore più perfetto al mondo, nemmeno mi interessa sostenerlo, perché non lo è e non ce n'è, non esistono allenatori infallibili. Possiamo solo valutarli, ecco, valutarli partita per partita, perché comunque parliamo di eccellenze, che se arrivi poi a vincere 5 scudetti, arrivi a fare la carriera che hai fatto anche in poche partite, perché Conte è tra quelli giovani, vuol dire che stiamo parlando di eccellenze del calcio, perché tutti sono bravi e poi devi farlo sotto pressione, e sotto pressione è un altro paio di maniche. Però si possono discutere alcune scelte, sarebbe stupido al contrario il contrario, cioè non farlo. Claudia celebra i 32 mesi. Non mi fate arrabbiare, ne parliamo tra 33 partite. Ah, Claudia, questo è propositivo in avanti, nel senso che ti stacchi e poi dopo ne riparliamo, no, ne parliamo in tutte le partite ovviamente, ma al di là di quello che sarà poi l'esito finale, perché potrebbe esserci un campionato come si dice, un campionato che non ha un padrone definito. Sono inascoltabile. Arthur, ma perché invece di dirmi che sono inascoltabile non mi dici la tua sull'Hang? Dimmi la tua opinione sull'Hang e io ti rispondo. Il fatto di attaccarmi dicendomi che sono inascoltabile non mi sembra carino, non mi sembra da mia community. Tu poi sei uno anche di quelli che da tempo è qui. Come mai? Sei nervoso? È successo qualcosa? Parole di Conte, considerazione, statistiche della partita nei vocali. Adesso andiamo ai vocali, caro Fabio, grazie. Deluso assai, ripartire e ripartire subito magari, perché poi questa sconfitta può portare uno strascico più pesante se non fai il risultato in Champions. Abbiamo un'opportunità nuova anche per Conte, noi la conosciamo la Champions, ma per Conte può essere nuova, nel senso che pure lui l'ha giocata le Champions, ma per il connubio Napoli-Conte, di avere un momento per riprenderci o per consolidare certe certezze. Se invece non fai bene poi nemmeno in Champions e c'è la doppia partita balbettante, diventa problematico e là può diventare più pesante perdere dei punti per strada. Allora, recuperiamo. Stavo vedendo se mi voleva scrivere Arthur, invece non lo trovo, non c'è spazio qui. Ti lascio messaggio dopo la live. Arthur, allora non mi scrivere proprio. Non mi scrivere. Se mi devi dire sei inascoltabile in pubblico e poi in privato mi vuoi fare una bella discussione di calcio, abbi pazienza, non ti risponderò. Perché non mi sembra proprio, non è proprio corretto nei miei confronti. Ma voi vi dovete pure ricordare che quando il Napoli perde io sto intasato, cioè cercate di prendermi con le pinze anche voi, perché sennò stacco e me ne vado. Cioè faccio questo anche per dare voci a tutti, per il dialogo calcistico. Se voi volete solamente prendervela con me, chiudo, cioè non ho alcun interesse, voglio dire. Andiamo a sentire i vocali di gente che invece vuole parlare di calcio, onestamente. Chiudo i battenti, vado in fretta. Amici bellissimi, buonasera. Saluti da Pino da Torino, come al solito. Niente, allora tutti quanti sento già il plebiscito nel dare addosso all'allenatore. Io più che dare addosso al mio allenatore, do i complimenti all'allenatore avversario. Ha fatto una gran partita, ha messo gli uomini al posto giusto. Valerio poi lo vedrà nell'analisi. C'era un uomo in più in ogni settore, anche se numericamente non ci sono. E niente, l'espulsione giusta, ci stava un altro rigorino probabilmente, ma va bene. A Napoli per fischiare il rigore, a Napoli ci devi sparare col mitra sulle cosce, se no non gli danno. Comunque, tutto a posto, non è successo niente, mancano 30 e passa partita. Il Milan ha anche meritato nella sofferenza, perché poi alla fine il Napoli al secondo tempo gli ha messo la palla in testa, ok? È chiaro, per non essere chiaro. Niente, mi dispiace solo per Neres, a parte tutti in porta, cioè Bartesaghi l'ha proprio bloccato. Bartesaghi, non dico nient'altro. Un saluto a tutti. Ma alla fine Bartesaghi l'ha sofferto Neres, perché poi se n'è andato e quei tiri pericolosi l'ha fatti. È chiaro, vedendo poi il possesso palla, tutti questi numeri poi alle fine di statistiche vanno pesati
un po' sia gli XG, perché poi ci aumenti di almeno 70 gli XG visto il rigore, un po' il fatto di avere loro uno in meno, ovviamente fa alzare il tuo possesso palla, che già avevamo nel primo tempo quando eravamo in parità numerica, questo c'è da dire. Però poi devono aumentare le grandi occasioni, i tiri totali devono entrare in porta, e quindi si poteva fare qualcosa di più, senza dubbio. Raffa. Ciao Vale, ciao amici bellini. La partita non la commento, se no diventa un turpiloquio. Ok. E sono contento di aver visto un Milan veramente scarso e spero che questa partita un po' ci fa aprire gli occhi. Stiamo disinnescando Scott, stiamo facendo giocare Kevin mediano, e ci ha fregato il Pisa che ha capito che bastava lasciare spazio a Politano sugli esterni, dall'altra parte non c'è proprio nessuno, e Quello fare sì. densità in mezzo al campo. Oggi Allegri ha fatto più o meno la stessa cosa, ci ha messo sto Pulisic poi in mezzo alle linee e non ce lo siamo mai detto. Non me la sento di dare la croce a Marianucci, che sul primo gol è un errore un po' generale. Però tante cose non stanno funzionando e Andò, perché non ci fai giocare come campioni in carica? È come, sì, allora la lettura è quella, nel senso che, e lo metto insieme a un messaggio che avevo visto, voglio salutare Marat tra l'altro, un grande ritorno di anni e anni, la lettura su quella giocata su Marianucci, qualcuno mi aveva chiesto, secondo te una giocata fatta sul Napoli può essere? Ovviamente la scelta di avere una seconda punta che non ti dà punti di riferimento è facile raccontarla, perché Pulisic può libero di svariare. Alla fine vediamo se quando poi tornerà Leao a pieno regime utilizzeranno le due punte così, cioè che vengono ad occupare gli spazi che vogliono. A quel punto loro hanno potuto sfruttare il più talentuoso, il più anche in forma, su quello più meno esperto. Ricordiamo che uno dei due centrali deve venire fino in fondo. Ricordiamo per esempio la partita che fa Juan Jesus su Cop Miners l'anno scorso, cioè che viene fino anche al centrocampo ad accompagnare e a non farti prendere la palla liberamente. Lì Marianucci cerca di fare la stessa cosa, nel senso che lo segue fino a un certo punto, evidentemente crea una voragine lì, se lo segui poi devi essere sicuro poi di intervenire, altrimenti dovresti accompagnarlo senza andare fino in fondo, perché poi risulta una mezzaluna dove tu sei sempre dietro a Pulisic e devi cercare l'intervento in scivolata disperata, e lì ovviamente non è... era comunque grave, era comunque tardi. Portugal for you travel non è alibi, ma come mi piacerebbe che si cercasse di vincere giocando e non perdendo tempo. Antisportivi out. Un abbraccio da Madeira, Massimo. Grazie Massimo. Lo so, ma questo è il calcio, questo è. E non solo in Italia, forse specialmente in Italia dovremmo avere dei numeri di tempo effettivo molto bassi, quando si segna un gol la partita debba finire. In altre culture calcistiche si continua ad attaccare finché non ne fai un altro. Abbiamo visto in questa giornata nello specifico un Atletico fare 5 gol al Real, il Liverpool perdere, il Chelsea perdere, il City invece vincere forte con 5 gol, il United continua a perdere. Insomma, sembra che altre squadre, anche un po' più piccole, non l'Atletico ovviamente, altre squadre a volte se la giochino un po' più a viso aperto contro quelle più pesanti, e in Italia non è così. Poi non è che sto dichiarando il Milan una squadra piccola, ma è una squadra che deve venire dietro in questo momento per quello che è stato l'anno scorso al Napoli, che è finito avanti. Questo va detto. Francesco. Questa sarà la mia reazione a caldo, quindi non so cosa dirò all'interno di questo vocale. Vale, Questo è il messaggio. non so cosa dire, perché è una partita che quantomeno dovevi pareggiare in 11 contro 10, ci sei stato per 30 minuti più 7 di recupero. Loro è vero che hanno fatto interruzioni, simulazioni, perché è vero che hanno espulso Stupignan, ma comunque Kiff è stato richiamato al VAR, ci manca un rigore nel primo tempo, ci manca una munizione sottomano nel primo tempo, simulazioni a go-go. Fammi fermare, perché hai ragione, e là io posso averlo un dubbio, ok? Me lo sentirete dire in reaction, perché ero rimasto il fallo in aria che ti porta a un rigore
depotenziato come punizione, nel senso non si espelle il giocatore perché già stai dando il rigore e quindi scatta l'ammonizione. Quindi quando io vedo l'ammonizione a Estupignan, per me siamo nello schiffi normale, nel senso che lui applica il regolamento che io tenevo in testa. Poi però io non sono tenuto a tenere il regolamento fresco, bello così, e a ragionare sul fatto che ce l'ha spiegato Marelli, poi dobbiamo capire se ci sono altre interpretazioni. Quando poi è una chiara occasione da gol, al di là del fatto che sia un fallo che porta al rigore, devi espellere comunque e deve essere automatico, non ti dovrebbero richiamare al VAR. Per fortuna che poi è stato fatto, poi alla fine non cambia niente perché per fortuna che cosa? Loro si sono giocati l'espulsione, si sono giocati il tap-in di Di Lorenzo, che magari sarebbe stato anche forse più interessante per lui, per riprenderlo anche mentalmente. Però bene che abbia segnato De Bruyne, che abbia segnato un altro rigore, perché ci serve anche quello mentalmente. Però doveva essere automatica la cosa. Io più che quello, che almeno è stato sistemato dal VAR, sono gli altri interventi che restano molto grigi. Beh, scandaloso, arbitraggio scandaloso. Però questo che rimanga fra noi, che rimanga fra i tifosi del Napoli, non lo facciamo Noi magari siamo 800 apparire troppo proposte. all'esterno. I like. Però tosta, perché comunque hai perso una partita spartiacque, che se vincevi addirittura andavi avanti e dice che tutti quanti il campionato è nostro anche quest'anno, sempre se davi continuità con quei risultati. Sì. Male. Sì, ci sta, perché era veramente una di quelle partite dove potevi dare il segnale, ce lo siamo detti, era vero. Il campionato è ancora lungo, non è successo niente, Napoli è ancora primo in classifica, sì, però abbiamo dato una forza al Milan che, se la sfruttano bene, gli hai dato convinzione e si vede da come hanno esultato, ovviamente. Batti quella là col triangolino dello scudetto, e quindi loro si sentono, e hai dato ulteriore credibilità all'Allegri, perché poi alla fine la credibilità te la danno i risultati. Si può ragionare sul cortomusismo, sul fatto il musetto davanti, hanno vinto con l'espulsione difendendo, hanno fatto 3 punti e noi no, e ci hanno rosicchiato 3 punti e abbiamo perso 3 punti anche nei confronti della Roma che ha vinto, eccetera eccetera. Abbiamo perso anche un punto sulla Juve, che invece doveva stare in crisi in questo momento. Peccato. Ritorno al titolo di Alberto, peccato. Ci sta a perdere, non è un dramma, però voglio vedere i subentrati di più. Sono entrati bene, un 4-3 deve fare più rotazioni contro, non mi sta piacendo, qui sempre gli stessi, KDB non deve uscire. Però vedi, se poi KDB non deve uscire e non vuoi sempre gli stessi, chi levi? Perché alla fine quelli sono. Addirittura io leggevo qualcuno che diceva addirittura giocarsela 4-4-2 con la doppia punta. Secondo me non è una cosa che puoi dare per non valida mai. Credo che ci sia anche la volontà, se ce ne hai uno in campo non c'hai l'altro, sempre anche per una questione di se poi ne perdi uno resti con uno solamente. Secondo me siamo un po' scottati dalla questione degli infortuni e penso che ci siano dei retropensieri, se non su dati scientifici, anche sulle possibilità di poi andare in difficoltà nelle emergenze. Quindi credo che le punte si alterneranno sempre. Oggi era una di quelle partite dove dici, se non mi gioco la doppia punta adesso, quando me la gioco che sto perdendo non devo pensare a ribaltare il risultato, cioè devo solo pensare a ribaltare il risultato, vuol dire che forse di base, perché quando si prepara una partita tu prepari tutti gli scenari, questo mi sembra evidente e normale da parte di tutti. Se andiamo in svantaggio subito giochiamo così, se andiamo in vantaggio giochiamo così, se stiamo sotto di 2 facciamo così, dopodiché tutto quello che hai preparato si adatta a come si sta sviluppando la partita. Forse, dico forse, non è proprio previsto che si arrivi a utilizzare Højlund e Lucca contemporaneamente per non andare in difficoltà, che ci sono squadre che hanno tante soluzioni in attacco. Quando tornerà Lukaku ne avremo 3, ma finché non succederà quello, secondo me li vedremo comunque alternarsi, e a quel punto, visto che hai più soluzioni sugli esterni, con Elmas che può fare il jolly, con Lang, con Neres, con Politano e gli altri, secondo me ha più senso richiedere un po' più di rotazioni in quella zona là, non perdere McTominay solo nella fase di legna in mezzo al campo, non avere sempre De Bruyne lì in aiuto,
chissà, se lo vedi che non sta in partita, perché c'è la partita dove si vede che non sta in partita, mettici Elmas anche con caratteristiche diverse, Gilmour, insomma ci sono delle soluzioni in panchina che possono essere sfruttate. I rumori. Sinupaz, no Marat, tu Sinupaz, fammi recuperare perché stavo prendendo un altro vocale ma non mi devo perdere. Resta arrabbiato con Conte e Oriali risolve. Vabbè, Oriali, bravo, nel senso che seppure in quel momento Kevin si è sentito un po' in difficoltà, non l'ha presa bene, c'è Oriali, e c'è Oriali, lo sappiamo. Marat! Secondo me è stata un'ottima partita, abbiamo visto cose interessanti, forza Napoli sempre, tra Gutierrez, Marianucci, Noah Lang, Elmas, Neres, comunque beviti una birra, facciami, e lo farò amico mio, la trasformo sempre in un drink perché da quando ho lasciato Napoli non bevo birra, che si sappia, quando mi vedete aprire una can è solo acqua e quando mi sponsorizzano sarà sempre tardi, ma lo farò, grazie infinite amico mio, lo farò, non sarà una birra ma comunque penserò a te. Il Sereno. Speriamo che nella reaction non ti sia alzato troppe volte dalla sedia. Che poi il Sereno è partito con questa cosa dell'alzarsi dalla sedia che se l'è segnato su Lang e in questo momento non ha alcun torto, non può avere torto. Massi. Ci tengo a precisare che questi vocali arrivano tipo 2 minuti dopo che finisce la Quindi partita, a quindi caldo. se sembrano catastrofistici diciamo Ci che sta. potrebbero cambiare delle idee, Lo anche se capiamo. ne dubito, a costo di farmi ripetere che io sono come quel tizio che in chat infama Conte e tutto quanto. Io non ho bisogno di qualcuno che mi dica che io devo essere un allenatore per dire che un allenatore deve capire che se tu fai i cambi all'80°, poi giustamente, soprattutto una squadra di Allegri, quei 10 minuti in cui tu dovresti cambiare le cose, te ne fa giocare forse se non 5. Per me è inammissibile che dopo al 60° hai la fortuna di far restare il Milan in 10, accorci sul rigore, fai 15 minuti senza cambi e senza tiri. Ciao ragazzi, aspetta. sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Valentina, fammi... Sì, questo l'ho detto Massi, sono d'accordo con te. Mi era arrivato un messaggio simile, non so se da te o da altri, quindi non sei il solo a pensarlo così. Ci sta l'idea che nel momento in cui vanno sotto puoi cambiare subito, eccetera, eccetera. Se proprio voglio sforzarmi, ma non perché devo difendere, perché voglio dare le possibili visuali, poi sentiremo le parole di Conte. Ci sta anche l'idea, forse dice, io avevo fatto un piano gara, ok, il piano gara con questo schema e con le cose che abbiamo preparato, con loro un uomo in meno potrebbe funzionare meglio, capisci? Vedi come puoi anche non farlo, il famoso meme del puoi anche non farlo. Ha senso se tu hai preparato una cosa e credi che quella cosa possa funzionare, puoi anche pensare, prima di cambiare qualcosa, fammi vedere se quello che ho preparato con loro uno in meno, che possono fare meno quella difesa là, contemporaneamente hai ragione, cioè loro si rinunceranno ancora di più a giocare, quindi si mi chiuderanno ancora più indietro e devi scompaginare in un altro modo. 11 ne sono, non puoi giocare in 12, quindi il vantaggio ce l'avevi a prescindere. Dove vuoi gestire questo vantaggio? E forse si poteva dirottare il vantaggio numerico più presto, almeno su una delle due fasce. Da una parte probabilmente si continua a fidare di Politano, che comunque su Estupiñán stava facendo i danni e li poteva fare anche su Bartesaghi. Dall'altra hai pensato all'inizio metto Neres da là e poi l'hai spostato dall'altra parte. Ci sta, il tuo discorso ci sta. Secondo te cambi giusti? Si può dire che Conte oggi ha molte responsabilità, soprattutto dopo l'espulsione. Allora vedi, non l'avevo letta, ma rientra proprio nel vocale di Massi e nella risposta che ho dato. Quindi è un discorso che si può fare oggi. Non bevo birre perché mi ingrassano, è come un piatto di pasta. Poi il sapore di alcune birre di qua, io bevevo all'epoca, che bevevo? Ceres. Qua non l'ho trovata una birra che dice bella birra. A volte mi bevo una Peroni per il meme, l'italiano che si beve la Peroni, che qua è una birra comunque di eccellenza perché viene dall'Italia, mista con la nastro azzurro, eccetera eccetera. Mi gonfia, semplicemente mi gonfia. Si sta creando il caso KDB Conte, clima sereno.
Mambro Carmen, e quelli questo aspettavano. Mannaggia miseria. Fino all'ultimo potevamo giocarci la cosa di sì, Modric, grande partita, grande campione, 40 anni, migliore al mondo, però Kevin comunque ha segnato, in maniera proprio spicciola. Si poteva dire, se tu tieni Modric al fantacalcio, io c'ho De Bruyne al fantacalcio, il bonus lo faccio io, e invece creeranno il caso. E stanno come i pazzi, è naturale, perché devono attaccarci sotto tutti i punti di vista, in qualsiasi modo, chiunque, dappertutto, e se gli diamo il fianco è normale che lo fanno. Sì, l'ho visto l'Oreali Mazzarri style, e mi devono mandare i meme. Ascoltiamo. Ciao ragazzi, Vai. sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, su questo non ci piove, però onestamente nel primo tempo l'hai completamente buttata. Non so se l'hai buttata con la formazione iniziale, perché sinceramente non mi sento di imputare cose né a Marianucci né a Gutierrez, perché era una partita particolare, però insomma 2 esordi contemporaneamente forse non li avrei rischiati. Vabbè, certo è bello a parlare dopo. Vabbè. Però Vale, se permetti, più che questi, diciamo, innesti iniziali, io... Vedi, ti fermo un attimo, Valenti, perché poi mi aiutate a ricordarmi delle cose. Qualcuno diceva pure, a quel punto metti Elmas, cioè poi cambiare troppo nella formazione iniziale quando già c'hai una difesa assolutamente inedita, almeno ti aggrappi ad alcune certezze, e i 4 del centrocampo era una delle certezze di questo Napoli, che aveva cominciato in un certo modo, e si stavano creando dei presupposti anche di giocare bene, di essere pericolosi. Poi non sempre funziona, dipende non solo dalla scelta del modulo, ma anche dagli stati di forma dei giocatori. Secondo me essere un po' più elastici non fa male, ma semplicemente perché può funzionare o no, ma comunque risulti più imprevedibile. Se ad oggi, dopo che l'hai fatto una partita, 2 partite, 3 partite, 4, 5, e lo fai ancora, ti studiano meglio, ti studiano tutte le partite. Sarà più complicato dopo, ma nelle prime partite tu puoi anche giocarti qualche soluzione, visto che la palla l'avrai quasi sempre tu. Giocati qualche soluzione in più adesso, in modo tale che chi ti deve studiare un domani si deve studiare 2 cose. Questo è il Napoli con il 4-3. Oggi il Napoli con il 4-3 non se lo studia nessuno, perché non lo facciamo. Si studiano questi movimenti, cercano di apparare, di bloccarti gli sfoghi di gioco sulla destra. Poi sulla destra io ti posso anche dire che se noi giochiamo sulla destra e Anghissà non è in partita, quella fascia non va, perché tu devi creare quel sovraccarico sulla destra. Di Lorenzo era ancora un po' timido nell'accompagnare Politano, poi è cresciuto nel finale, però non c'erano sovrapposizioni fluide con gli scambi che mettono in difficoltà. Quindi lì, se tu vuoi insistere con questa cosa, devi tenere Anghissà al massimo delle sue possibilità, se no Elmas. Un Anghissà così non lo reggo, cioè Ecco. Per me è più grave questo. Allora... Onestamente per me è più grave la prestazione di Anghissà, la prestazione di Lorenzo, mosci, lenti, proprio senza voglia, e poi onestamente nel secondo tempo avevi avuto quantomeno il merito di creare una situazione dove hai provato a riaprire la partita, ti si è messa favorevole con l'uomo in più, e non sei riuscito minimamente a sfruttarlo questo in più, mai, perché se quei cambi con gli esterni li facevi nel momento in cui tu hai segnato il rigore, forse avevi una speranza in più di poter ribaltare la partita. Poi sicuramente non facciamo drammi, sapevamo che il Milan avrebbe fatto una partita del genere, però insomma diciamo che non mi sento di far passare tutto a Conte stasera. C'è la poi non so a te, ma a me quel pacchero di Pavlovic sembrava un po' falloso su Lucca, sinceramente, cosa che ha chiamato al contrario per un contatto decisamente più leggero. Ma vabbè, sorvoliamo, non fa niente. Esatto, perché poi nel misto di quel mezzo replay che ci hanno fatto vedere, io addirittura non riesco a capire se è Pavlovic o Rabiot, che c'è una sbracciata generale. Però se tu mi confermi Pavlovic sarà, e poi succede al contrario e lo chiami, e allora no, perché poi il dio del calcio fa sempre così, ti mostra le cose nella stessa giornata, le cose uguali chiamate al contrario. Bene questo spunto di Steschi. A fine partita rideva e scherzava con Modric. Penso che dispiacere sia passato prima della fine dei 90. Ricordiamoci anche questo, poi, visto che bisogna parlare, visto che bisogna fare i click, visto che ci ricamano anche su reazioni del momento che poi possono avere nessuno strascico nemmeno nell'immediato. Tu puoi anche essere arrabbiato nell'immediato, poi dopo ci dormi sopra, il giorno dopo è tutto a posto. Non c'è manco il tempo, non ci sarà manco il tempo di rimuginare, perché per fortuna teniamo subito la partita di Champions, uscire dalla Champions per concentrarsi sul campionato. E volevo riprendere un altro messaggio, perché
devo alternarli? Avete già detto tutto? No, e puoi anche ripetere perché c'è qualcuno che si collega dopo che ripeterà qualcosa che è stato detto già prima e io sono contento comunque di rispondere. Mi basta solo chiedere il perché si battono questi angoli a rientrare e non a uscire. Ogni volta in bocca al portiere, per il resto la collera passerà. Certo, 5 minuti di collera, poi vediamo anche Guido che ci dice. Non lo so, amico mio, sono scelte. Il calcio d'angolo a rientrare, basta una spizzata. A volte puoi anche, se è indirizzato bene verso la porta, la spizzata può anche non avvenire, il pallone va in porta. Un po' come il calcio di punizione di De Bruyne, che è verso Lucca, Lucca non la tocca e segni lo stesso. È un'opportunità. Cioè, se io devo scegliere tra le due cose, sono entrambe situazioni di pericolo. Quella a rientrare verso la porta, però non deve essere morbida, deve essere bella tesa, deve essere forte, perché se è morbida è sempre del portiere quella là, a meno che non trovi un portiere timido o basso, ma un portiere di personalità quelle palle le prende sempre, e a quel punto meglio forse farla uscire, dove tu però devi impattare bene, oppure a uscire c'è sempre la spizzata, tu fai la spizzata e poi sul secondo palo qualcuno arriva. Stava capitando a contrario con Pavlovic proprio. Di Lorenzo la spizza per buttarla in avanti e Pavlovic se la ritrova sulla punta, cerca di fare una mezza rovesciata. Però entrambe le soluzioni possono essere efficaci, però se la fai bene, se sono troppo morbidi, purtroppo non funziona. Non vorrei perdere mai, ma non è che possiamo pretendere di vincere tutte le partite, prima o poi poteva succedere. Con il Milan a San Siro in questa situazione di emergenza può starci. Ricordiamoci più o meno quello che è storicamente i bonus di sconfitte che uno si può gestire in campionato: 4-5 4-5/6, se ne prendi una ogni 5 partite, ogni 5 35, 5 ne puoi fare, e poi devi fare i filotti dall'altra parte. Onestamente so che lo scontro diretto può fare più male perché dai una spinta a un avversario che lotta per quelle posizioni di classifica, però mi farebbe più male secondo me una sconfitta contro una piccola. Fa male una sconfitta contro il Pisa, contro la Cremonese, cosa è successa al Milan. Poi devi essere bravo a scrollartela di dosso subito, perché il Milan non l'ha fatto. Quindi va bene così. Ogni tanto, io lo dico sempre, gli scontri diretti alla fine si possono equilibrare. Il Milan batte il Napoli, ma magari viene battuto dalla Juve, poi la Juve pareggia con l'Inter, il Napoli batte l'Inter. Ci si possono distribuire i 3 punti tra tutte le grandi fin quando c'è un grosso equilibrio. Con le piccole non devi fare l'errore, perché le piccole, bene o male, statisticamente le batteranno in tanti, perché altrimenti non sarebbero piccole e non lotterebbero per la retrocessione, e quindi là devi essere più cinico possibile. Slumbo, ragazzi, Stasera state attenti a un minuto, non andate oltre no, un minuto. veramente per tutti, in primis per Conte, perché buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Per me hai regalato 3 punti ad una squadra che non è veramente niente di eccezionale, mi dispiace dirlo, ma il primo tempo tatticamente Conte non ci ha capito veramente niente. Vado oltre perché tanto di spunti ne arriveranno, io voglio veramente incazzarmi con i cambi, perché tu sul 2-1 stai in una fase della partita dove con l'uomo in più devi dominare la gara, non puoi togliere insieme McTominay e De Bruyne senza lasciarne uno in campo. Probabilmente avrei lasciato Scott per gli inserimenti, per i palloni buttati dentro, per la superiorità numerica. Me li levi entrambi per mettere ruolo per ruolo altri giocatori che non cambiano nulla. L'assetto tattico non è cambiato. Hai aggiunto un Lang dopo, aggiungendo ampiezza a sinistra. Per me No, però, no, perché lui mette Neres che fa l'ampiezza a sinistra al posto di McTominay ed Elmas al posto di De Bruyne che diventa mezzala. Quindi è cambiato l'assetto lì, è cambiato l'assetto grazie alle caratteristiche dei giocatori, perché McTominay esterno sinistro comunque non va sulla fascia a creare l'1 contro 1, Neres sì, quindi lui l'ha creato questo presupposto. Poi se tutti i commenti sono sul il cambio che avrei fatto io non vi posso dire niente, vi posso dire la mia, ma non vi posso né dire che la vostra è sbagliata né quella di Conte era giusta, perché siamo nell'ambito delle ipotesi. Se avessi il what if, se avessi fatto così sarebbe andata così, questo non lo possiamo sapere e siamo legittimati nel chiederci e nel dire magari se avessi fatto.
Sono interessanti queste cose. Conte è un po' troppo pesante nella dichiarazione su KDB, e poi ce n'era un'altra che mi portava il versatile su Marianucci, che è un po' più pesante. Non lo so cosa ha detto su KDB, ma se su Marianucci ha detto è un acquisto che ha fatto il Napoli, devo capire con quale tono di voce l'ha detto. Cioè il Napoli, non io, perché ritorniamo al discorso di Rafa Marin. E De Bruyne è arrabbiato al cambio, mi auguro fosse contrariato il risultato, altrimenti ha preso la persona sbagliata. Ahia. Vabbè, tra l'altro lo sappiamo, ricordatevi, ce la siamo goduta quando abbiamo visto Conte che se la prende con Lautaro Martinez che si sbatte con Oriali al cambio, e ci siamo gasati che Conte dice stai zitto, non fare il fenomeno. Ci siamo gasati, e lui lo fa sia con Lautaro che con De Bruyne, sotto questo punto di vista. Poi hai preso pure Conte, anche lui dopo una sconfitta, e Support from Emmanuel. ti risponderà sempre in un certo modo. Adesso recupero, non voglio interrompere Slumbo. Conte 4 in pagella stasera, 4 in partita pagella. regalata. Poi Marianucci, Juan Jesus, per me... Ti interrompo un attimo, anche perché io leggo i tuoi messaggi e so come tu ragioni sulle squadre avversarie e sul Napoli. Ti invito solo alla possibilità di ragionare sul fatto che gli avversari possano essere altrettanto forti. Io lo so perché ti conosco, perché leggo tutti i tuoi messaggi, so che tu ritieni i giocatori del Napoli fortissimi e i giocatori avversari e questo secondo me influisce tanto su quello che poi è il tuo giudizio su come va la partita e su Conte, perché tu parti dal presupposto il Milan è poca roba. Io non sono molto d'accordo sul fatto che il Milan sia poca roba. Io penso che il Milan sia una squadra quadrata, una squadra che aveva una rosa importante anche l'anno scorso e che andava normalizzata. Con gli allenatori Fonseca, con Sesà non si capiva niente. Allegri l'ha normalizzata ed è una squadra che negli 11 effettivi, poi in panchina, io sono stato il primo che ho detto il Napoli può essere superiore in panchina, ma negli 11 effettivi ho fatto il paragone, ce la giochiamo uomo su uomo, Quindi se tu parti dal presupposto il Milan è scarso e il Napoli è fortissimo, è normale che la pensi così. In realtà sono andati anche bene, mi dispiace per il ragazzo che ha fatto un errore vistoso sul primo gol, ma deve crescere, non era la partita dove doveva fare tutto alla perfezione. Forza Napoli sempre, speriamo che passi presto questa incazzatura, mercoledì si gioca. Esatto, quindi ti passerà presto. Fatemi recuperare. Allora, Giovanni, sarò fuori tema in questo momento. Rongoni sta avendo la sua vendetta. Quel Rongoni, più danni della grandine. Mi ha stranito che mettendo le ali abbiamo tolto peso al centro dell'area. E no, perché tu mettendo le ali hai messo Lucca che c'ha più peso. È chiaro che c'hai meno inserimenti perché perdi uno di quelli che va insieme alla punta come McTominay a riempire l'area. Insieme ad Anghissà. È chiaro che in quel momento Elmas pure veniva da dietro, gli altri erano occupati a creare la superiorità sulle fasce e Lucca era un po' più isolato. È una coperta corta, è sempre la solita storia. Se metti poi superiorità sulle fasce la perdi al centro e viceversa. Quindi si sperava nel duello Lucca, però poi veniva raddoppiato e c'era poco da fare. Andiamo veloce con gli altri. E non ho voluto vocali. menzionare le scelte iniziali su Beuquema, perché per me la cosa di Marianucci mi sembra tanto una roba delle partite pre-Lazio dell'anno scorso, proprio una resa, come a dire è colpa di Marianucci, cioè Marianucci là se le cose vanno storte. Io spero che stasera non gli vengano dati alibi, perché secondo me ci sono delle cose su cui è criticabile in maniera proprio serena, senza che qualcuno venga accusato di essere pro o contro Conte, che è il nostro allenatore e che non c'è nessun motivo per andare contro a tutti i costi ad un allenatore. No, non c'è nessun motivo, però c'è un'idea di base che tu puoi avere e puoi portare avanti a seconda di come va la partita. Io su Beuquema la spiegazione non è un alibi, ma io cerco sempre una spiegazione per come potrebbe aver ragionato. Se fa male Beuquema in Champions non hai neanche Marianucci e devi giocare con Milinkovic, Savic difensore. Quindi questo io penso sia il ragionamento che lui abbia fatto. I giocatori devono crescere, i giocatori crescono anche attraverso certi errori, attraverso certi palcoscenici e certe partite. Ti va male, hai ragione tu e ha torto Conte, non c'è alcun dubbio. Volevo recuperare anche le parole di Conte, perché sennò magari lui ci dà delle cose.
le statistiche, vabbè, addirittura i screenshot. Questo me l'ero segnato anche io, caro Sereno e caro Diego, me l'ero segnato anche io, tutti ad accerchiare le AO. Sarebbe stata una bella cosa se avessimo recuperato la partita e poi dopo, vedi, il cuore, il recupero, eccetera, eccetera. Ma quella è una scena che purtroppo mi ricorda Kvara contro l'Atalanta. Allora, buonasera. Buonasera, benvenuto. Sì, buonasera, buonasera. Maronami, 8 minuti. Buonasera. Buonasera. Sì, è stato detto anche ieri in conferenza, una settimana particolarmente fortunata, questa sfortuna forse negli ultimi 20-25 minuti ve la siete portati un po' dietro anche oggi, però qualcosa nel primo tempo non ha funzionato, al netto delle defezioni, il cambio della linea difensiva, che cosa è mancato oggi all'approccio di questo Napoli? Guarda, l'approccio dispiace aver concesso subito un gol, secondo me. I primi 2 gol a livello proprio di squadra, non di reparto, a livello di squadra potevamo fare sicuramente meglio. Ma di solito quando si prende un gol c'è qualcuno che ti tira attentamente una cannonata sotto l'incrocio ed è imparabile, altrimenti ci sono sempre delle Quindi lui già parla non di reparto difensivo, ma di situazioni squadra. da migliorare. E se ci metti dentro il secondo gol è chiaro che sta coinvolgendo Anghissà in quella cosa, perché fai fare a Pavlovic quello che vuoi tu. Diciamo che all'inizio partire qui a San Siro dopo 4 minuti, andare sotto, non era semplice, ma anche nel primo tempo una partita l'abbiamo fatta, l'abbiamo giocata. A me la squadra comunque è piaciuta, abbiamo pressato il Milan molto alto, abbiamo creato comunque delle situazioni da gol, poi ci sta sicuramente, c'è da lavorare, c'è da migliorare, perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più, considerando i 2 gol che abbiamo dato contro il Pisa. I 2 gol di oggi e l'1 con la Fiorentina, quindi la parte difensiva è sempre stata la nostra forza da questo punto di vista, quindi dovremmo essere bravi a continuare a lavorare, a migliorare, però la prestazione a me è piaciuta, venire qui con questa autorità, con questa personalità, a giocare questo tipo di calcio qui a San Siro contro il Milan, che non è l'ultima arrivata ed è una squadra comunque tosta, forte fisicamente, che poi se si chiude diventa molto, molto difficile, no? Ci deve comunque dare delle buone sensazioni a livello di squadra. Al tempo stesso sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e cercare di migliorare dove si deve migliorare. Diretta. Massimo No, vado io. Sì, ciao Antonio. Sì, anche noi, guardando la partita, soprattutto come produzione offensiva, come tentativo di... Arrivo da Ambrosini. Arriviamo a questo, perché dice quello che ha detto su Marianucci è fuorviante. Ha detto solo che non in lista Champions, e allora è quello che vi avevo detto prima. Ed è importante sottolinearlo, perché non è che è pazzo, che mette uno più scarso apposta, c'è sempre un motivo. Ringrazio Michele, spero che questa sconfitta porti Conte ad essere un po' più flessibile nelle sue valutazioni e che faccia capire che si può anche cambiare ogni tanto, magari col Pisa di turno al 60esimo e non al 75esimo. Ma col Pisa di turno, Michele, stavamo facendo la riflessione, Spinazzola te l'ha avuta da risolvere, perché se metti Gutierrez col Pisa, non lo so se Gutierrez fa quel gol, poi magari fa un cross migliore e segna un altro. È difficile, capito, tornare indietro poi sulle partite che sono già finite e rivalutare anche quelle. Andiamo di partita in partita. È chiaro, chiedere a Conte di essere un po' più flessibile è assolutamente logico, però poi è flessibile sull'11 iniziale e gli diciamo no, devi mettere solo i migliori perché Marianucci non può giocare. Allora può giocare o non può giocare? I nuovi possono essere inseriti o non devono essere inseriti? Cioè, chiedergli sia A che B contemporaneamente poi diventa impossibile. Dobbiamo essere attenti, equilibrati. Di gestire una partita nata male. Secondo me Napoli ha risposto nel gioco, nella volontà e anche nelle occasioni, dove è mancato, perché il primo gol, anche se la disattenzione lo puoi prendere, secondo me il secondo, che è più difficile da comprendere, perché era difesa schierata, perché il primo è un tentativo di pressione alta, poi sono stati bravi anche loro, il secondo, come a Pavlovic, è stata concessa troppo facilmente di mettere quella palla in mezzo. C'è secondo te un qualcosa, una linea comune che vi sta portando ad essere un po' più fragile in questa fase del campionato? Partiamo dal presupposto che questa comunque è la prima sconfitta su 5 partite. Ricevuta comunque, ribadisco, a San Siro contro il Milan, non contro l'ultima della classe. È inevitabile che il Milan comunque ha della qualità importante in mezzo al campo, davanti, ci sta, poi ci sta che ti fanno 2 gol. E detto questo, noi sappiamo benissimo, ragazzi lo sanno benissimo, che bisogna
bisogna fare meglio, ma come squadra dico, non parlo come reparto, perché come dico sempre, si attacca tutti insieme e si difende tutti insieme, magari un po' più di attenzione, un po' più di concentrazione, perché poi sul 2-0 era dura, nonostante tutto, ripeto, ci siamo rimessi a giocare, comunque a fare quello che per quello. E dopo Conte che ne fa? Cioè sul 2-0 te ne vai, dice è finita. Ecco, su questo, per esempio, su queste cose io sento la sofferenza. Quando lui poi perde e va in difficoltà, anche nelle dichiarazioni diventa un pochino meno accettabile le cose che dice. È un po' come quando Allegri dice bisogna stare zitti e lavorare e non ti risponde niente. Se qua tu mi dici sul 2-0 comunque ci siamo messi là a giocare, e che dovevamo fare? Dovevamo smettere? Dovevamo dire ok, ci avete fatto 2 gol, è finita, ci arrendiamo. È normale, anzi è naturale, sarebbe stato grave il contrario, che sul 2-0 non ti rimetti nella squadra avversaria che rinuncia, poi soprattutto dopo la superiorità. Lavoriamo, abbiamo riaggredito alto, abbiamo preso delle palle, poi abbiamo anche creato delle situazioni, alla fine devi anche fare gol. Ciro Ferrara? Allora Antonio, ciao. Ciao, Ciro. Sei stato obbligato ovviamente a mettere in campo dei giocatori che non avevano mai giocato. Allora, per quanto riguarda Marianucci, al di là di quelli che sono stati alcuni errori, volevo capire se questo era legato al discorso che non è presente nella lista UEFA in Champions e quindi hai preso questa decisione per questo motivo. E poi ti volevo chiedere anche di quelli che erano stati invece i cambi in corso d'opera, che cosa ti aspettavi e che Ma fa pure la voce Fabio Versatri che ogni tanto cosa volevi cambiare rispetto a quello che avevi visto. Sì, per quanto riguarda Marianucci, cioè Luca è un calciatore che comunque è stato comprato dal Napoli, quindi fa parte della rosa, non è in lista Champions, quindi comunque. Ok, non era una cosa come a dire l'ha comprato il Napoli, non l'ho voluto io. È stato comprato dal Napoli, cioè un giocatore nostro, vuol dire che se io ho un giocatore a disposizione deve poter essere chiamato in causa, non è che non lo possiamo considerare proprio. Cosa che invece secondo me l'anno scorso con Rafa Marin le dichiarazioni erano completamente diverse, perché dice quello vuole giocare, io rispondo no, io devo vincere le partite. Comunque mercoledì non avrebbe potuto giocare, lui si sta allenando bene, si è guadagnato questa possibilità di giocare. Secondo me, ribadisco, è un calciatore che comunque ha grandi potenzialità, ma ha dimostrato che può stare in una rosa, nella nostra rosa. Molto diverse rispetto alle dichiarazioni su Rafa Marin. Oggi ha meritato la chance. Poi sicuramente mercoledì speriamo ecco, che non accada niente con Jesus e Pochema, perché non abbiamo altri centrali, abbiamo solamente loro 2. Vi rendete conto che quando dice una cosa del genere, nel dietro della sua mente, in the back of his mind, of his head, of his fucking voglio dire, c'è questa paura assoluta. Speriamo che non succeda niente a Juan Jesus o Bacon, perché non teniamo da gente. Non puoi nemmeno adattare Di Lorenzo, non hai neanche Di Lorenzo, quindi già sulla fascia destra ci avrai un adattamento. Nella speranza, ecco, anche perché probabilmente speriamo che su Olivera pure si sia fatto un discorso conservativo, nel senso non lo voglio considerare disponibile perché ci servirà poi dopo. Guagliù, se sono infortunati Olivera e Spinazzola siamo inguaiati. Io spero che sia stata una scelta conservativa, affaticamento, riposatevi un attimo perché poi dobbiamo giocare in Champions e dobbiamo farli giocare tutti e due, perché poi adesso Gutierrez l'abbiamo visto, però potrebbe pagare il ritorno ai 90 minuti, 97 minuti dopo un lungo infortunio. Quindi là giocartelo subito titolare di nuovo potrebbe essere una scelta. Quindi speriamo che siano state scelte conservative quelle di Olivera e Spinazzola. Penso che è squalificato e c'è Spinazzola e Olivera che comunque per affaticamenti bisogna vedere. Allora io lo anticipo, ma lui l'aveva detto, devo lasciarlo parlare. Sai, quando si gioca comunque ogni 3 giorni e c'è un periodo dove colpisce tutta la difesa, alla fine devi fare delle valutazioni attente. Però come ho detto, la fortuna nostra passerà dalla crescita dei ragazzi che sono arrivati quest'anno. Io l'ho anche detto, sono ragazzi che hanno delle buone prospettive, però sono ragazzi che non è che sono arrivati al posto dei titolari, quindi hanno bisogno di tempo, di crescere, e il problema è che il tempo e la crescita avviene anche attraverso partite ufficiali, quindi io molto serenamente sono contento della
avviene solo attraverso partite ufficiali, perché la crescita che possono fare nell'allenamento, se poi non la vedi nella partita, ha poco valore. A destra in Champions io credo Spina. Credo proprio Spina, se è arruolabile, se l'affaticamento non è grave, deve giocare per forza Spinazzola. La prestazione di Luca sicuramente aiuterà a crescere. Anche la difesa a 3 con Politano a tutta faccia non la puoi fare, non hai 3 centrali. Cioè, hai Beuken, Juan Jesus e poi non hai Rachmani, che a quanto pare è roba di ricaduta, è roba importante. Non puoi mettere manco Di Lorenzo braccetto. Potresti fare in teoria, se sta bene Olivera, Beuken, Juan Jesus, Olivera, braccetto, e poi ti devi giocare Gutierrez, quindi giocano tutti i terzini che hai, tutti in campo. Secondo me no. Secondo me è impossibile. Gutierrez, anche lui era la prima partita dopo tantissimi mesi, e sicuramente è lui. Abbiamo anche abbiamo forzato un po' la situazione, perché comunque non c'erano terzini sinistri, visto che anche Pasquale Mazzocchi recuperava da un problema, ecco. E i cambi De Bruyne McTominay in un flash, perché tra poco dobbiamo salutarla? I cambi ho cercato di mettere giocatori freschi per l'uno contro uno, visto che comunque il Milan si chiudeva molto, e ho cambiato l'attaccante con Lucca. Perché Højlund non ho cambiato l'attaccante con Lucca? E vabbè, su queste sono cose mie, perché non capisco. Niente, uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono, e penso che siano stati cambi giusti. Va bene, grazie mille Antonio Conte. Grazie. Per essere stato con Va bene, sono stati i cambi giusti. Nel frattempo, fatemi invitare chi devo invitare. Però mi devo spostare un attimo prima, perché poi tutte le cose devono funzionare in un certo modo. Rieccoli 6 e i ma. Il problema vero, unico e oggettivo è stato l'approccio. Il resto... Io poi il discorso dell'approccio è una domanda che mi faccio. Ma che cos'è l'approccio? Cioè l'approccio è quando entri e sei distratto. Magari lasci andare la gente così. L'approccio è più sul secondo gol. Sul primo gol è proprio un errore di lettura. Lo segui e non lo trovi. Sei un po' più lento dell'avversario. Che cos'è l'approccio? Poche partite secondo me si sbaglia. Però si dice sempre sbagliato l'approccio quando prendi gol nel primo minuto. Vuol dire che hai sbagliato l'approccio. Fa parte delle frasi fatte secondo me. Comunque, invita guest. Copy. Che succede? Myrat, fermi tutti, c'è follia. No, sto recuperando le notifiche di quelle dove erano nella zona delle cose. Ok, a posto. Vediamo qua. Devo chiudere qua. Posso invitare qua. Pasta qua. Eric e Kerry. Fammi capire. I tre figli sono tutti anagrammi. Iker, Eric e Kerry. Ma no, che follia. Danilo, follia. Un abbraccio. Quelli sono i nomi che volevo. Poi dopo. Grazie. Crei. Che Crei? Manca il quarto Crei. Allora, io ho invitato chi dovevo invitare. E se con Guido viene anche uno degli Annone per parlare degli infortuni, potrebbe essere una cosa interessante per ampliare il racconto, il discorso calcistico e la discussione, per allargarla a cose meno banali, perché poi ce ne diranno di tu. Ci hanno raccontato che Rongoni faceva dei danni assurdi. Andiamo a scoprire magari che i preparatori di Conte sono peggio. Va fatto l'approfondimento, perché alla fine solo quelli che hanno credibilità si portano dietro una serie di protezioni a livello mediatico. È un peccato. Recupera il mio super chat subito, amico mio, non me lo posso perdere. Danilo l'abbiamo letto. Fammi tornare indietro, sicuramente lo troverò. Phoenix, torno indietro perché sto sentendo dei recuperi di notifiche che però non vi devono disturbare, perché sennò, vedi, Michele sta qua, non trovo il tuo. Sei stato prima di Michele? Torno indietro, c'è un altro Fabio, c'è Massimiliano, un altro Fabio. Mi ha fatto ridere che Gutierrez si sbracciava come un pazzo.
per farsi dare la palla. È vero, perché là stava giocando molto centralmente. Allora, fammi recuperare. Solid Mamba became a member. Scrivetemi in privato. Giovanni recuperato, Marat recuperato, Francesco Perrone. Questo me l'ero perso. Grazie Francesco. Non la tecnica, ma la fame di Modric. Hai ragione, hai ragione. Io poi su De Bruyne voglio andarmi a rivedere le partite sue nel suo prime e capire se corre in quel modo, perché può essere anche la sua andatura. E io vedo una cosa che non mi fa impazzire, ma che in generale potrebbe essere anche una sua caratteristica. Voglio rivedermi però partite intere, non gli highlights, di De Bruyne per capire se quell'andatura è migliorabile o se è così. Perché di Modric a me piace proprio il modo in cui si muove, il modo in cui va ad aggredire quello spazio che si deve andare a prendere nel farsi vedere per farsi dare il pallone o per fare anche fase difensiva che lui fa. Veramente uno spettacolo. E non ho problemi a dirlo solo perché Modric è un giocatore del Milan. È uno spettacolo da vedere. E mi piacerebbe che anche gli altri dicessero lo stesso di De Bruyne se giocano bene. Quindi non trovo la super chat qua, a meno che non l'abbia fatta su Kofi, caro Phoenix. Se mi riscrivi, io darò un occhio particolare al tuo nome per recuperare il tuo. È stato prima. Allora fammi vedere. Torno qua. Scusatemi un attimo perché è una questione. Eccolo qua. Eccolo qua, ti ho trovato. Posso dire che è mancato Lukaku. Amico mio, tu sfondi una porta semi aperta, nel senso che io l'importanza di Lukaku nel gioco del Napoli l'ho sempre sottolineata. Poi Lukaku poteva perdere dei duelli, poteva non fare tutti i gol che noi aspettavamo, ma come contributo al gol, tra assist e gol, Lukaku è stato fondamentale. Poi vi racconterò quando potrò vedere il film anche quanto ha dato in termini di leadership di spogliatoio, e sono sicuro che è tra i top anche sotto questo punto di vista. Però se tu hai fatto tutto un lavoro in preparazione con un gioco su Lukaku e poi ti sei trovato a ricreare un gioco diverso con Lucca e un gioco ancora diverso possibilmente con Højlund, può essere che anche questo sia uno dei temi che ti porta poi a sviluppare questo 4-1-4-1, che però non è detto che funzioni, perché i 4 dietro Lukaku, con Lukaku che viene hold play e ti manda poi gli inserimenti di McTominay, magari con Lukaku funzionava meglio rispetto a un Højlund che sta studiando, rispetto a un Lucca che sta studiando quel tipo di gioco là. Non puoi avere torto rispetto a un sentire la mancanza di Lukaku al 100%. Ma abbiamo un Giovanni Iannone selvaggio che, se mi sposto da questa parte, posso introdurre e salutare con molto piacere. Ciao Valerio, Ciao Giovanni, un tu saluto, sì, vai, no, intanto fammi perché salutare le amiche belline e gli bravo, amici bellini, non ci bravissimo. sentiamo sì, No a da lag, sto parecchio. laggando? Forse perché Giovanni stava entrando. No, spiegavo agli amici bellini, l'ho detto tra i denti, ma insomma, Giovanni stava facendo uno studio perché ci siamo fatti le domande sugli infortuni, su Conte e sullo storico di Conte per quanto riguarda, cioè ha sempre avuto la preparazione delle squadre di Conte questo numero di infortuni. Poi Giovanni va pure in profondità, infortuni muscolari diversi da infortuni traumatici, insomma, dici cosa hai trovato. Allora, intanto dico subito, abbiamo un problema, Non è ecco, qui. mettiamola così, abbiamo un problema che loro devono risolvere. Noi da qui possiamo fare solo supposizioni, leggere qualche numero, ma in realtà non è che abbiamo una situazione completa come ce l'hanno loro Chiaro. nel Napoli, che lavorano tutti i giorni. Devo dire la verità che le parole di Edo De Laurentiis mi hanno un po' acceso un campanello d'allarme, più del fatto dei campi di Castelvolturno a fondo sabbioso, una preparazione atletica diversa rispetto al passato, piuttosto che la dieta. Io poi non vado dietro a questo, non perché non ci creda, anzi
è perché sono ignorante Perché completamente. non abbiamo i dati, certo, su cosa parliamo. Cioè io, invece sulle parole di Edo De Laurentiis mi è sembrato abbastanza diretto il messaggio sulla mancanza di avere dei dati specifici. Questo perché? Perché quando fai un modello di analitico che poi ti deve dare dei risultati, il dato grezzo, quindi quello che io vado a misurare partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, deve essere elaborato in un certo modo. Se io ho un elaboratore di ultima generazione, ma ho 3 dati grezzi, sto semplificando, quell'elaborazione non mi porta a nessun risultato. Quindi quel tipo di, tra virgolette, denuncia, chiamiamola così, un po' mi lascia perplesso. Cioè il Napoli ha un algoritmo troppo evoluto e i dati a disposizione sono insufficienti per elaborare un risultato attendibile. Poi, ciao Guido, buonasera. Ci sente Guido? No, forse no. Forse no. No, perché parlando proprio con Guido in questi giorni, vediamo. Ho sentito Guido? una cosa, ma lo vedo un po' laggante. Era troppo bello per essere vero. È scosso, Era anche lui è troppo bello scosso. per essere vero. No, vabbè, è andato molto bene tecnicamente le ultime live. Comunque, No, parlando proprio con Guido, sì, giustamente lui mi diceva, guarda, però sono infortuni da allenamento. E quindi è lì mi fermo, perché io non lo so se i dati delle partite sono propedeutici per il all'allenamento. tipo di allenamento, e questa è Io bellissima, questo, perché è l'unica cosa che mi io spiego questo non lo so. quando Edo fa quella cosa, dice, ma voi non avete i dati dei vostri allenamenti, perché non devi aspettare la Serie A per darti i dati della partita, per sapere se gli allenamenti ti stanno portando anche in sovraccarico. Probabilmente il discorso che fai tu va oltre, nel senso, rispetto ai dati della partita, noi poi facciamo degli allenamenti che non portano a uno sforzo sui muscoli che ti può portare poi a... Esatto. Ovviamente sono ipotesi che uno sta Poi facendo perché... non so se hai quello schemino sui che ti ho carichi di nuovo. girato. Esatto, i carichi io Sì. avevo sbagliato, sì, Massimiliano, è probabile che sia così, perché poi c'è continuità, no, dalla partita all'allenamento, cioè loro probabilmente vanno in vacanza solo quando finisce il campionato, quindi c'è tutta una continuità da seguire, sia a livello fisiologico che a livello tattico, ovviamente, perché poi giocando a calcio, eccetera. No, non lo so, io sono cioè abbiamo un problema, ma non lo possiamo risolvere noi, anzi magari potessimo risolverlo noi. Stasera Fabio, adesso recupero quel vocale sulla gestione di Conte e nel frattempo volevo dare la notizia che il Perrone aveva giftato ed è uscito a Meki, quindi anche Meki, sperando che sia ancora tra noi, membership giftata, quindi si saluta, si ringrazia Francesco Perrone e recuperiamo il tutto, recuperiamo anche il buon Guido che sta qua e forse se ci riesco recupero quello schemetto di Giovanni che sta qua, è un file JPEG, forse potrei fare. Guido, ci senti? Mi sento bene, sì. anche noi. Ciao Guido. A posto. Share screen. Che ne pensi? Di che cosa, Valerio? Della vita, cioè io sto guardando i film di Wes Anderson, parliamo di quello. Della vita, oggi è il mio primo giorno di semiferie, perché poi non vado mai in ferie. Problemi tremendi stamattina, mi si è fermata la macchina di mio padre, mi sono fatto non so quanti chilometri a piedi e il Napoli ha perso, quindi... No, non benissimo, insomma, poteva andare meglio. No, era meglio quando non andavo in ferie. Poi... Allora, forse posso aggiungerlo così, guarda che cosa carina. Però spostando questo qua, in modo tale che si vede meglio. Ecco qua. Giovanni, raccontaci. Sì, vi ho lasciato anche le fonti, perché mio malgrado
vabbè, ma scherzo, poi ci mancherebbe, sono andato anche sui siti della Juventus, anche sulla stampa, sì, vabbè, ma è una battuta bruttissima, non mi piace essere, diciamo così, troppo anti-juventino. Ma comunque, a parte gli scherzi, allora, ci sono articoli anche di giornali, non solo i siti attendibili che devi contarteli a mano, insomma, tutta una serie di dati, ma si parla effettivamente dei primi 3 anni di di Conte alla Juve, chiedo scusa, in cui si fa l'elogio di una squadra quasi costruita da robot, fatta da robot, che si infortuniano poco, eccetera. Pochissimi infortuni muscolari, vedete il trend di infortuni totali è più o meno uguale, però lascia abbastanza interdetto gli infortuni sia all'Inter che al Napoli. Io ho un'idea, ma è la mia idea, non è la verità, chiaramente. Detto questo, vedete poi come anche al Chelsea o al Tottenham ci sono stati pochi infortuni muscolari, diciamo il trend più o meno è quello, e salgono notevolmente l'anno scorso al Napoli e all'Inter, diciamo al primo anno, oddio anche al secondo, ma comunque al primo anno sono abbastanza considerevoli. Poi si potrebbe anche approfondire, scusami Giova, vai. andando a capire l'età media poi delle varie squadre, perché probabilmente lo stesso tipo di preparazione potrebbe avere un impatto su una squadra più giovane e un impatto diverso su una squadra un po' più anziana. Sicuramente, però considera che alla Juve c'erano Pirlo, c'era Bonucci, Chiellini, Barzagli soprattutto, però ripeto, questa è una tua giusta riflessione, perché bisogna capire se effettivamente in quegli anni Barzagli subiva infortuni muscolari, o Pirlo, tanto per dire. Presero Tevez, mi pare, eccetera. Quello che ecco, va bene i campi Natale, ma tutti questi problemi muscolari. Questo Allora, però ne abbiamo già parlato, Massimiliano, nel senso che vanno aggiornati i campi. Non lo so, Guido, mi puoi spiegare meglio come si dice anche tecnicamente, cioè rizzollati, eccetera, eccetera. Se il campo non è tuo e sei in procinto di andartene, i campi poi vanno, come si dice il termine? Il mantenimento. Sì, però dissero che avevano fatto la manutenzione quest'estate, cioè noi dobbiamo vedere quello che Ok. così esatto. Allora, gli addetti stampa del Napoli. io mi fisso probabilmente sulle mie convinzioni in maniera ovviamente sbagliata, ma ripeto, per me il dato che ho i dati che il Napoli o i suoi tecnici hanno richiesto, mi sembra come se, ma ripeto, è una mia opinione, è come se il Napoli deve chiedere che qualcuno misuri questi dati al suo posto e non lo faccia per conto proprio. Perché probabilmente alla Juve erano o sono molto più attrezzati nel fare un certo tipo di lavoro e di ricerca, come in Inghilterra, che sono i maestri su tutte, cioè, insomma, come cultura anglosassone hanno chiaramente una propensione alla raccolta dati, qualsiasi cosa riescono a misurare. Forse all'Inter e al Napoli, in situazioni all'epoca all'Inter, che era ancora in fase di come società, struttura e tutto, in fase riorganizzativa, come lo è tuttora il Napoli, che è in fase, diciamo così, di crescita, e non c'è ancora questa attenzione alla raccolta dei dati, e quindi lo devi chiedere al provider di turno, che, come diceva il tweet di Edo De Laurentiis, ne sono due: la Lega Calcio e questa azienda che mi pare abbia proprio sede legale in Inghilterra. Poi riprendi il tweet, ma io vado a memoria. E allora mi sembra, poi è chiaro che vado a girare il dito, poi miro sempre lì, ma è chiaro che
i problemi di questi infortuni ce li devono dire loro, cioè devono risolvere loro il problema, perché oggi abbiamo visto come una difesa non scarsa, perché Juan Jesus è stato bravissimo, Marianucci ha fatto il suo compito, però ci sono certi meccanismi collaudati che in partite del genere, in un Milan che vuole sicuramente la ribalta in questo momento, perché ha tutte le carte, l'allenatore è una situazione che lo portano probabilmente a pensare di lottare per lo scudetto, devi avere dei giocatori collaudati tra di loro, e oggi l'abbiamo pagato i primi 2 gol, perché tu dicevi Anghissà perché non fa fallo, probabilmente Anghissà pensava che dietro c'era Rachmani e Buongiorno, dice vabbè, se vado io leggero tanto dietro ci pensano loro, mi viene da dire così per scherzare. Però no, No, perché proprio no. perché non ce li hai, a maggior Però ragione sai, devi entrare. lo so, però sai, mentalmente l'essere collaudato, guarda Valerio, è proprio, fai insomma, dei movimenti, delle azioni, ma questo vale per tutti, in maniera automatica. Cioè tu sai la mattina dove metti le chiavi dell'auto e dove le riposi, no? Certo. Se viene tua moglie e te le sposta, vai al manicomio. Dici, Succede però con i devo cavi. prevedere che... no. Succede con i cavi generali. Eh. Guido, dacci una panoramica sulla partita. È difficile parlare di una partita che poi viene sbloccata al secondo minuto perché saltano tutti i piani. Però si poteva fare qualcosina di più, almeno in 11 contro 10. Faccio solo un brevissimo passo indietro perché a questo punto poi ci torneremo. Questo argomento, vabbè, io oggi per ovvie ragioni, visto l'imprevisto, avrei voluto fare tanti studi, però vi posso dire che in Inghilterra è un argomento che stanno studiando da anni, no? La possiamo mettere sempre a ridere o a fare vinicio, le solite cose. In realtà la frase il calcio è cambiato è vero in tante cose, e anche lo stesso confronto Conte con se stesso della Juve, guardate che rispetto a 10 anni fa sono cambiate tante cose. Poi ci sono tante altre variabili, se possiamo metterci così a divertirci. Che tipo di campionato stai facendo, no? Perché un campionato di vertice, sono tante. Quello che preoccupa... Tu dici che come psicologicamente il corpo reagisce Sì. ad essere quello che viene inseguito rispetto a un'annata dove sei più libero anche mentalmente, è vero? Verdi. L'anno scorso sono stati di più nel girone di ritorno, il che può anche essere logico perché dici tu hai accumulato più minuti e stanchezza, quindi è preoccupante che sono già alla quinta giornata, tra l'altro di giocatori che hanno pochi minuti nelle gambe, addirittura quasi zero. Però diciamo ci torneremo. Quello che posso dire è che in Inghilterra hanno fatto degli studi pazzeschi, io poi ve lo mando nella chat dei poeti estinti, così è una base per voi, e sono aumentati nel corso degli anni, quindi anche se non è vero che si gioca di più perché in passato c'erano stesso più o meno il numero di partite, e questo bisogna capire, gli allenamenti come sono, anche le partite, si gioca a un'intensità diversa in alcune zone del campo. Tu pensa, prima gli attaccanti non erano chiamati a un certo tipo di lavoro, quindi l'argomento è affascinante, complesso, probabilmente nessuno potrà mai dare una risposta definitiva, però lo affronteremo, quantomeno ci porremo delle domande, poi se qualcuno ci vorrà rispondere. Sulla partita, io ve l'avevo detto in settimana, che secondo me questa è una partita come il Juventus-Napoli dello scorso anno, quello che fece arrabbiare qualcuno, è solo una mia opinione, sicuramente sbagliato, con ovviamente il Milan nel ruolo del Napoli e il Napoli nel ruolo dell'anno scorso della Juventus, dove per me fu un pareggio importantissimo, lo dissi, mai un pareggio con la Juve fuori casa fu così dolce per me, perché proprio psicologicamente, nonostante Thiago Motta disse abbiamo dominato, È bloccato vero, tu lo dicessi, dice peggio per la Juve questo pareggio. questo per noi... pareggio è molto peggio per la Juve, perché noi dovevamo inseguire una squadra che si doveva ricostruire. Questo è devastante per il Napoli. Stai lanciando l'uomo più pericoloso che non devi lanciare in campionato, perché Allegri è un allenatore da strisce infinite. L'anno scorso il Milan è arrivato parecchio dietro il Napoli, ha perso in casa a San Siro con Napoli, e quindi significa che hai fatto enormi passi indietro. Hai perso giocando
10 contro 11, a questo punto era meglio perdere 11 contro 11, questo è un altro segnale di debolezza. Va bene, c'erano infortunati, lo sappiamo, però poi la partita si è messa in un certo modo. E noi ci stiamo interrogando sempre segretamente questo nuovo sistema di gioco con la stella De Bruyne, quanto aggiunge e quanto toglie. E per ora toglie tantissimo, perché già dall'estate il Napoli è sembrato fragile in difesa, perché è vero che abbiamo 12 punti e siamo ancora primi in classifica, immagino le varie trasmissioni e le banalità che si dicono, però abbiamo concesso veramente tanto in queste partite. Abbiamo fatto tanti punti, 12 nelle prime 4, però non eravamo mai contenti, siccome non siamo risultatisti, abbiamo concesso molte volte troppe giocate in aria, che ci sono andate di lusso, e oggi non ci sono andate di lusso perché Allegri fa 2 palle, 2 gol, anzi nel primo tempo quel contropiede potevano essere più cinici. Fofana, quel tiro di Fofana altissimo. Però se lui l'allarga sulla fascia fa il gol come il primo e arriva nell'area piccola, però per dire gioca sul lato debolissimo, cioè. Quindi secondo me molto male, perché le sconfitte non sono tutte uguali, ci sono anche gli avversari e i segnali che mandi agli avversari. L'anno scorso noi la partita con la Juve, la partita a Bergamo con l'Atalanta fu devastante per l'Atalanta e importantissima per noi. Sono sempre 3 punti come il Pisa, però indirizzano i campionati in un certo modo. Secondo scontro diretto, seconda sconfitta, cioè tra Champions e campionato. Chiaramente il campionato è ancora lungo, però in questo momento, come l'anno scorso in questo momento, oggi, fine settembre, il Napoli non è da scudetto, perché ha troppi punti interrogativi. Stiamo perdendo McTominay, non che è successo qualcosa, però non sta trovando la sua zolla e paradossalmente neanche la nostra stella, cioè i giocatori che dovevano dare la maggiore qualità, il giocatore l'anno scorso migliore della Serie A è De Bruyne, che sarà a fine carriera, comunque più giovane di Modric, non è che si stanno pestando i piedi, però di 2 non ne facciamo uno. No, Io poi, comunque mi fai venire in mente una cosa che non lo so se ho detto e ho solo pensato, e a questo punto la dico perché magari mi ripeto, ma se non l'ho detta è importante dirlo. Se è vero come è vero che De Bruyne è stato contattato a marzo ed era un'operazione dove Conte ancora doveva fare il suo discorso così, De Bruyne è un acquisto del Napoli, un acquisto di Mann, è un acquisto di De Laurentiis, non per forza concordato con Conte. Questo secondo me poi anche perché lui era già andato via, voleva andare via. Esatto, cioè sembra alcuni l'hanno dichiarata come una mossa anche per dire guarda, queste sono le nostre intenzioni, facciamo un mercato importante, prendiamo una stella, se te ne vai con noi che abbiamo preso De Bruyne sei tu che te ne vuoi andare, noi stiamo avendo tutta l'intenzione di fare una squadra forte. E può essere che dovendo scegliere un top magari non l'avresti scelto tu Conte in una zona dove hai già McTominay, ma magari non lo so, un altro top in difesa, un top in avanti. Sì, voglio essere, ci provo, chiaro, perché poi siccome hai 28.000 rotti iscritti, ovviamente c'è chi subito dice ma state questo imbecille boccia questo giocatore, no, calmi. Mi ricordo che Nedved in un'ira di Dio, quando è passato alla Juve di Lippi ha avuto difficoltà a trovare la zolla. Poi è stato devastante anche nella Juve, chiamiamola Zolla, ma proprio devastante. E provarono in vari posti, poi giocava alla fine tra le linee e quella maledetta per lui ammonizione non gli ha concesso di fare la finale di Champions che poi vinse il Milan. No? Zidane all'inizio ebbe difficoltà alla Juve. Non stiamo parlando che De Bruyne non è un giocatore forte, cioè, sappiamo che è un giocatore che ha intelligenza, carisma, tecnica, tutta visione di gioco, ma per carità, McTominay l'anno scorso è stato il giocatore migliore della Serie A, non mi sembra un giocatore che sia adagiato, lo vedo sempre voglioso, concentrato. Stiamo dicendo che non stanno trovando la loro zolla nel campo per essere incisivi come meriterebbero di essere. Questo è il discorso, spero così di essere chiaro, ed è un peccato perché appunto di 2 non è, poi sono giocatori importanti, uno diciamo è più avanti non solo con gli anni come titoli e questo di nuovo cosa aggiunge e cosa toglie. Una delle cose che stiamo vedendo che togliamo non è solo, diciamo, non è colpa loro,
è che l'anno scorso noi abbiamo costruito la nostra forza, innanzitutto una difesa fortissima, tranne la sciagurata partita inaugurale col Verona, poi ci siamo messi lì ed eravamo proprio granitici. Quest'anno non diamo mai questa impressione, no? E poi soprattutto negli ultimi 3 abbiamo preso sempre gol, poi diceva vabbè la sfortuna e non è che stiamo facendo l'ira di Dio di gol, noi diciamo siamo migliorati tantissimo, e infatti rispetto all'anno scorso, anche se prestissimo, tutto quello che vogliamo, stiamo male, cioè il Napoli ha il 31% di realizzazione relativa in attacco, il 12% quella assoluta è bassissima, cioè non vai da nessuna parte, non lo vinci lo scudetto e rischi anche la Champions. L'Atalanta al 42%, cambiano gli allenatori, e il 14%, l'Inter al 48% e ha 2 sconfitte. Ha 2 sconfitte, però la Juve il 41%, il Milan in 36%, e il Milan è partito male. Per dire, noi di queste squadre siamo la peggiore. Poi ovvio, vogliamo prendere la Lazio che sta facendo malissimo al 31%, e come difesa abbiamo il 33%. L'anno scorso avevamo dati migliori pure con i 3 gol di prime 5, con le prime 5, con i 3 gol presi a Verona. Quindi in questo momento siamo una squadra in costruzione, non in cura, quello no, ma in costruzione. E come ha detto Conte, non abbiamo tempo per costruire, perché le cose le dobbiamo fare cammin facendo, partita dopo partita, perché i nostri progressi li dobbiamo fare nelle partite ufficiali, come hai detto tu prima, non in allenamento, non contano. Poi gli allenamenti sono propedeutici. E chiudo, sono propedeutici, però ragazzi ricordiamoci che se ti mancano 7-8 giocatori e tu comunque, per quanto ti puoi allenare a 1000, ti alleni a 1000. Adesso chi si allena 1 contro 1, diciamo nelle contrapposizioni a sinistra, no? Se viene meno tutta la fascia sinistra, no? Questo è vero, questa è una fissa, diciamo, non è la sconfitta per il Napoli la cosa gravissima, perché rispondi a Mario? Sì, è l'entusiasmo che dai al Milan. Proprio è in tema. Addirittura devastante, che pesantezza. Allora stai dicendo che aver perso col Milan stiamo quasi lanciando noi il Milan allo scudetto con più di 30 partite da giocare? Sì. Quando il Milan vinse al San Paolo 2-1 con quel famoso gol di Lavezzi, io sentivo dire il campionato è lungo. Anni dopo, poi quando disse noi capimmo di vincere lo scudetto perché erano andati a vincere a Napoli dove non vincevamo da tante cose. Conte quando ha vinto lo scudetto fece 3-3 al San Paolo, doppietta di Pandev. Cavani era per quella partita che si recuperò, perché poi c'è il famoso titolo di De Paola, sì, o Sole Mio, eccetera. Io me ne ricordo queste cose. E tra l'altro partita con arbitraggio, vabbè. Comunque, e Conte dice quella partita non la perse, la pareggiò. Ragazzi, ci sono dei segnali, diciamo, è presto, però Allegri è uno tosto. E quindi Allegri adesso chiaramente lavorerà ai fianchi e sa che se la può giocare, non è che l'ha ancora vinto, se la può giocare. E siamo noi che gli abbiamo dato questo entusiasmo. Quando lo potevamo... Aiutami qua, perché io sono d'accordo, abbiamo 4 tenori, e ringrazio Giancarlo, abbiamo 4 tenori ma uno spartito scritto per 3. Chi silenziamo? Guido, parole sante. Perché io non sono convinto che tu puoi togliere Anghissà e far giocare De Bruyne e McTominay insieme, e non saprei chi andare poi a sacrificare, a meno che non facciamo una scelta di minutaggio un pochino più scientifica e di stato di forma, cosa che non mi sembra che stiamo facendo, perché alla fine se togli De Bruyne chi metti? Metti Neres a sinistra? Ma guarda, se poi le persone vogliono ragionare, noi stiamo cercando di ragionare, non stiamo né bocciando né avendo la verità assoluta, la lasciamo al Vate e l'Istituto Luce. Basti pensare che in queste 2 partite, in queste 2 sconfitte, poi alla fine i 4 tenori non hanno giocato tutta la partita insieme, anzi, il che ti fa capire, detto come dovevano essere quelli che a questo punto ti nascondono una palla e ti danno la possibilità di dare il passaggio decisivo, e invece no, qualcosa non sta funzionando. Noi ci stiamo interrogando cosa non sta funzionando sulla qualità dei singoli elementi. Oggi la Botta è impressionante, perché se Modric, mamma, perché
Modric come tocca il pallone, la visione di gioco, le aperture anche in campo largo, maestro del calcio assoluto, però le chiusure di Lobotka su chiunque, ma non sbaglia un tempo di gioco, anche se c'ha Leao che è più alto di lui, provano a affondarlo, ha una capacità del controllo corpo, spazio, avversario, palla che è magistrale. Questo io Anche vorrei con sapere. Rabiot che fa della sua Sì, fisicità tutta anche la con... cosa. Sì. E in questo momento è un centrocampo in costruzione, dove la somma dei singoli addenti non dai, come, ragazzi, come succede nel cinema, che tu hai casomai quei grandissimi cast e però il film non è uscito bene, eppure singolarmente sono 4 premi Oscar, il più grande regista, e hai dei film dove, pensate alla carriera che ha fatto, soprattutto all'inizio, Quentin Tarantino, no? Che tirava fuori dal cilindro recitazioni magistrali non dai big, poi si è potuto permettere anche i big, no? Questa è una cosa che succede nella vita, però in questo momento paghiamo qualcosa, infortuni a parte. Sugli infortuni ci torneremo. Adesso vediamo come giocheremo queste 2 partite, sono 4 tenori, 3 tenori, perché oggi poi chi è subentrato, sbavature a parte, perché poi bisogna capire se è la narrazione che ha portato le persone a pensare che avevano questi grandi campioni, no? Non puoi manco dire nulla, no? Perché poi Nerè non saltava l'uomo, però a un certo punto poi 2 tiri li è riusciti a fare e non erano male, no? Elmas è entrato bene, ho sentito in telecronaca, ha tergiversato, ma che ha tergiversato? Si sono messi in 5, lui provava, e alla fine ha trovato Pertugio, ma hanno fatto un muro umano e lì ha fatto bene, no? A non tirare subito la bolla. Cioè, il Milan poi sono maestri, Allegri sicuramente le sue squadre le fa difendere bene, quindi i cambi non sono andati malissimo, si può dire potevano entrare prima, e allora lì di nuovo l'interrogativo. Potevano entrare prima e allora questi 4 tenori non ti garantiscono, il che secondo me è giusto che potevano entrare prima, perché era stupido intestardirsi con 4-1-4, perché tu dovevi fare quel tipo di gioco per aprire il Milan, visto che sei in superiorità numerica, quindi E di allargare sulle fasce, sì. assolutamente. Infatti abbiamo prodotto di più in quei minuti, nonostante, come fanno, sai, quando i boxer, no? Le stanno prendendo e legano. Ecco, è la stessa perché sul rigore si è perso Jurassic Park, no? E dopo che hanno deciso non lo facevano abbattere, e io non so perché Chiffi, senza nessuna professionalità, si è permesso che qualunque giocatore stava sul dischetto e parlava e provocava, poi anche fine Magnano, e non si sono recuperati tutti quei minuti, si è perso un sacco di tempo, ma questa è una storia vecchia nel calcio italiano. Francesco, tra l'altro Francesco è trainer, quindi mi interessa ancora di più l'approfondimento sotto questo punto di vista insieme al nostro Peppe Di Palma. Da un controllo che ho fatto, il Napoli collabora con Sbarro, che poi Sbarro fa le pizze qua in America, sarà un'altra company. Vabbè, pure a Londra, immagino. Con la bandiera italiana, bruttissima, grave. Health Research Organization su analisi genomica e allenamenti personalizzati per migliorare performance e ridurre il rischio infortuni. Tutto molto bello, però i infortuni tenibili. Il problema c'è. Allora forse devono collaborare con qualcun altro se non hanno risolto. No, però ripeto, cioè, dipende cosa fanno queste organizzazioni, se ti fanno gli algoritmi e i dati chi te li dà. Certo. Cioè, voglio dire, quindi, no, volevo aggiungere una cosa, giustamente Guido diceva, siamo in costruzione. Noi poi ce lo dimentichiamo, stiamo giocando senza Lukaku. L'anno scorso tutta la fase offensiva era retta dal gioco di Lukaku. È molto diverso. Hai ragione. Hai ragione. Quindi, poi, insomma, un altro dato che a me piuttosto preoccupa, ma non è per polemica, era per ragionare con voi, ci mancherebbe. Conte l'anno scorso ha detto i nostri giocatori, se hanno fatto 30 gol nella loro carriera, non è che in un campionato ne fanno 150, no? Hanno nel loro DNA una certa produzione di gol e se la portano dietro nella loro carriera, possono migliorare di un poco, eccetera.
E abbiamo comprato qualcuno che faccia gol oppure questa è la domanda, perché oggi ho visto un XG imbarazzante, ma un gol sul rigore però. Non lo so se è un problema questo, cioè me lo chiedo. No, è un Cioè, problema, perché anche col Pisa era imbarazzante XG. Ed è in controtendenza a quella che è la storia diciamo, del Napoli di ADL, che è la squadra che per anni tirava di più di tutta la Serie A, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè noi siamo spreconi tradizionalmente, ma produciamo, no? Noi dobbiamo anche accettare che il Napoli, come palle pulite, nitide, ha spesso molta difficoltà. Poi dirà, vedete, il Napoli è andato lì, ha messo il centrocampo, il Milan Dai, non non ci uscì. credo. Scusami, è proprio la stessa company, non ci credo. Diretta dal professor Giordano e finanziata proprio da Sbarro, quello delle pizze, nell'ambito delle sue attività di filantropia. Ah, perfetto. Cose nuove che noi sappiamo. Perfetto. Meraviglioso proprio. Vabbè, ovviamente si dividono le strade. Guido, come hai visto Gutierrez? Entriamo nelle cose, anche nelle novità. Crescendo. Partito timido, e l'inizio è stato shock del Napoli, soprattutto sulle fasce. Ma questo è il punto, ragazzi, che io mi sono preso una lunga pausa, cioè a parte una testata, non sto guardando e leggendo nulla, seguo solo Valerio, Una sia perché testata. per il momento ho lavorato proprio tanto e perché poi mi sono promesso di disintossicarmi, tanto che cosa impari? Poi mi renderò ancora più antipatico, non le amiche belline. Però da quello che poi Giuliano e i saggi mi fanno arrivare, il bombardamento mediatico è stato tremendo. E questo è il punto, cioè noi abbiamo speso 200 milioni, abbiamo i sigari, gli altri, vedi, hanno le pezze al sedere, eccetera, eccetera. Ma abbiamo preso dei giocatori che devono crescere, quanto cresceranno, in quanto tempo, quanto gli serve, che margine avranno, ce lo dirà il futuro e sicuramente la bravura dello staff di Conte e confidiamo in lui. Però questo è il punto. E allora già in questa partita, inizio pessimo perché mi ricordo un Fiorentina-Juventus che segnò subito la Juve e poi c'era ancora Szczęsny in porta che fece la battuta, no? Che passò tutta la partita in difesa la Juve. Stiamo parlando di Allegri, ragazzi. Cioè, quindi è la peggiore situazione che prendi gol a 2 minuti e mezzo e via. Anzi, oggi ha fatto meno le barricate del solito, quindi è Comunque si stato può meno... dire, proprio in queste due sconfitte mi fai riflettere, dice, la peggiore situazione, la peggiore squadra con cui rimanere sotto di un uomo, il City, e la peggiore squadra con cui prendere un gol al secondo minuto, la squadra di Allegri che poi può fare tutta la partita di ripartenza. Speriamo che non diventi 3, perché dopo il primo è un caso, il secondo è un sospetto, il terzo la prova, dicono gli americani, per fare un omaggio a Valerio, è un famoso detto americano. Dicevo, però vedi, il ragazzo è partito male e invece poi ha trovato confidenza, anche coraggio, niente di scintillante, però non ha finito traumatizzato la partita, ha finito in crescendo e questo fa ben sperare nell'arco di una sola partita, speriamo in un campionato. Ha preso più iniziative lui di là. Devo dire la verità, anche Marianucci ha fatto 2 anticipi sulle AO che poi ha provato anche il tiro a un certo punto, il secondo anticipo. Quindi e ci stava quel tiro. Certo, è un ragazzo di personalità che insomma può fare degli errori di gioventù, ma quelli io penso che sono errori proprio di collaudo, cioè che lui non è abituato ancora a giocare in questa difesa, in questa fase difensiva, quindi le posizioni, dove andare. È giusto che lui è andato su Pulisic a centrocampo perché come diceva Valerio lo fa anche Rachmani, Juan Jesus l'ha fatto su Cop Miners l'anno scorso, eccetera. Quindi è giusto anche che però a me sembra un ragazzo molto promettente, di personalità già per la sua età comunque. Speriamo di portare pazienza. Abbiamo perso, volevo chiedere a Guido a questo punto, lo comincio a chiedere anche a te, Già, perché ovviamente noi vedi come poi alla fine in una live di 2 ore si accenna il discorso arbitrale, ma poi ci addentriamo in discorsi tattici, in discorsi fisiobiologici, però l'arbitraggio tu come l'hai visto? Perché nel primo tempo quello là su McTominay, non dico quello su Anghissà,
Ma quello su McTominay mi sembrava netto. Allora, io ascolto tantissimo i pareri fuori dal campo e continuano a... oggi, per esempio, Marelli più volte marcava sul discorso dell'intensità. Io non saprei giudicare, potrei dire una cavolata, ma se io ostruisco in una maniera così evidente un giocatore che è in vantaggio sulla palla, ora a seconda dell'intensità che ci posso mettere nel contrasto, per me era rigore anche quello su Anghissà, perché Anghissà va via Modric e Modric dice vabbè, ma lui stava là che doveva sparire. C'ha la gamba in mezzo alle gambe, proprio si Ho incrocia. capito, però No, è Anghissà era in vero. vantaggio. Lì McTominay era in anticipo nel caso di McTominay. Però, ripeto, mi sembra, a me più che queste, diciamo così, azioni specifiche, a me indispone più di ogni altra cosa è che l'arbitro faccia perdere tanto tempo, accetta la protesta dei giocatori, accetta il capannello intorno, quindi ascolta i giocatori, quelli sono perdite di tempo o comunque vanno ad influenzare in qualche modo la conduzione generale dell'arbitro, perché sente tante voci che si accavallano continuamente e non vedo poi un arbitraggio sereno, dovrebbe essere completamente asettico da tutto. A me dà fastidio quello. Cioè, io oggi ho visto un continuo capannello e oltre ma non c'erano il discorso degli 8 secondi che il portiere deve, che sicuramente le hanno rispettati, tutto perfetto. Ma Però se poi ne perdi 16 in un'altra occasione non hai risolto niente. capito? È Io mi chiaro. sarei aspettato 10 minuti di recupero, Valerio, 10. Sì, Certo. era il minimo. Scusate, sono caduto. Guarda, per me è un arbitro, lo capì subito che avrebbe fatto carriera, cioè quel famoso Udinese Juventus, no? Che scesero in campo i dirigenti. La cosa grave è che dopo che tu hai fatto l'intervento, perché mo è cambiato il regolamento, cioè l'americana che annuncia al pubblico la decisione, quindi ormai il rigore, l'espulsione c'è, beh, lo vai a battere, non puoi consentire che 3 giocatori del Milan, su cui Rabiot, stanno sul dischetto di rigore. De Bruyne è freddissimo, ne avrà Per battuti. fortuna è lui, ma Sì, sì. E proprio se n'è fregato, era più preoccupato di Lorenzo, poi Magnagli va vicino, gli mette la testa vicino, fa il buffone, cioè, quello capisci perché certi arbitri fanno carriera, prima la Juve, oggi il Milan, altri no, su degli errori ci sono stati, il calcio non è il basket e quindi un errore può essere molto più pesante, no? Sul 2-0 anche qua questa narrazione io non capisco da dove è uscita fuori, se non quella di favorire certe squadre, no? Ma l'intensità, ma che tu sei come posso dire, il fondoschiena del giocatore del Napoli e hai sentito quanto è forte il tocco che non si può... veramente boh, cioè la mia diciamo voglio essere molto banale, boh, cioè come si fa? Sì, perché insomma, per quanto alcune regole sono un po' da riscrivere e fumose, però questa non si può più sentire, non è più tollerabile come 11 finali. È stato preso quello su Anghissà, gli mette la gamba in mezzo alle gambe e il pallone non lo prende, quello su McTominay il pallone non lo prende. È vero che probabilmente il tocco da piede a piede è leggero, però non è che è solo il tocco, li prende con la gamba tutta la parte posteriore del, diciamo, del sedere, però c'era un fallo netto sulla piede, sulla caviglia di Lorenzo a un mezzo metro manco fuori dall'area di rigore, e adesso c'è De Bruyne che le punizioni poi bravo, quello là al limite dell'area non me l'hanno fatto nemmeno rivedere. no, solo una volta era fallo netto. Bravissimo, bravissimo, al limite dell'area. Non faccio come Valerio, lascia a te il taccuino, ma me le segno e me le ricordo. Ma se no io me le segno, ma mica le devo rileggere per l'analisi, ma se no me le perdo. C'era Hai ammonizione e il Vate dice no, ma non è poi visto rivedendola al rallentatore adesso con la telecamera, e quando Stramaccioni aveva detto invece è fallo, ammonizione. Però noi dobbiamo essere
più bravi, cioè queste sbavature, queste cose qui ci sono state. La speranza è che le potenzialità del Napoli sono superiori a quelle viste stasera e che noi siamo in fase di costruzione e di crescita. Questa deve essere l'analisi vera. Non spetta a noi, perché poi dobbiamo vigilare, quelle cose qua le lasciamo al Vate, l'Istituto Luce, eccetera, perché che cacchio vigili. Concentriamoci sul campo, e sul campo il secondo gol non ci è piaciuto proprio difensivamente da squadra, e non solo leggerezze di Anghissà. Il Napoli è sembrato sbadato, come è sembrato sbadato in questa parte della stagione varie volte, ti è andata bene con Pisa, Cagliari, eccetera, però è un gol che intanto ti ha portato 0-2. Non è, il primo ci sta, grande azione, leggerezza, uno scalo sbagliato a centrocampo, la scivolata che non ti va bene in Champions, non ti va bene qua, e ti trovi praticamente 1 contro 1 ai limiti dell'area piccola. Ma il secondo gol no, non puoi dire. Ci sono a volte delle azioni meravigliose delle squadre avversarie, oppure quei tiri all'incrocio che dici fai una volta ogni morte di papa. No, il secondo gol è una leggerezza troppo superficiale come movimenti difensivi di squadra. Siamo entrati molli, e queste cose non dipendono dagli arbitri, dipendono da noi e vanno sottolineate con serietà, senza bocciare nessuno, senza farci prendere da 5 minuti di sclero. Però l'anno scorso ne vedevamo di meno, eravamo stitici in attacco, però duri in difesa. Sì. Volevo rispondere a Valentina. Ho visto l'espulsione di Jesus Rodriguez, resta il gesto antisportivo, Terracciano fa una scena indecente, senza quello l'arbitro non avrebbe mai visto. Questo è uno dei casi in cui il challenge per me potrebbe risolvere almeno le simulazioni, nel senso che se tu provi a darmi un pugno e non mi becchi, io non devo buttarmi a terra e far finta di essere stato colpito. Tu vai dal tuo allenatore e dici chiama il challenge, perché il gesto solo di provare vale l'espulsione da regolamento. Cioè tu non lo devi colpire, ma il tentativo di colpire o semplicemente il gesto di avvicinarsi vale l'espulsione. Per me, io per esempio Valerio, tu devi espellere e devi ammonire Terracciano per simulazione. Cioè deve Però esserci a catena. sul giocatore del Como ha punito il calcio, È Là andato, perché, bravo, non ho sentito, però là è ancora no, diverso. l'ha detto. Fai bene ad aggiungere, perché questo me lo stavo dimenticando. Per me tu devi punire il tentativo di pugno, se c'è il tentativo di pugno. Invece Ma espulsione il per calcetto, il calcetto. il calcetto là no. Io lo voglio rivedere, Valerio, però ti dico che per esempio una chiamata, ripeto, voglio rivederla, perché poi questa altra cosa, questa tecnica ormai che le azioni più controverse non devono essere viste, non devono andare nei replay, non devono andare negli highlights, che cosa veramente assurda. È come se tu diciamo questa è la scena più bella del film, non la facciamo vedere perché è la scena più bella del film. Ah, bene. Ma vi rendete conto? Cioè, è proprio l'episodio dubbio che tu devi far vedere, perché ti aiuta a crescere se lo analizzi con serietà e calma. Non mi è piaciuta la chiamata su Lucca. Ecco, perché se tu chiami fallo, secondo me un giallo tutta la vita ci sta. Cioè dici quello che hanno chiamato quando Pavlovic si è buttato a terra, a quel punto, perché Luca è stato super strattonato e lì senti la narrazione, ma se diamo rigore lì se ne dovrebbero dare 100 a partite quanto Vinicio, eccetera eccetera, queste cose qua. Ed era strattonata. Lui ha reagito non in maniera eclatante, violante, però c'è la reazione, e Chiffi ha dato fallo in attacco a Napoli, non ricordando del prima. Se dai fallo all'attacco a Napoli, siccome la sbacciata c'è, ti dico che con onestà voglio rivederla, perché potrei anche ricordarmi male. Il giallo ci sta tranquillamente. Di nuovo è una cosa che mi lascia interdetto, tu non la dai perché hai ignorato il prima. Deve avere la personalità se ignora il prima, e io penso che lui non è che lui lo ha visto, ignori nel senso, allora poi tu dici no, io non lì ammonizione, perché il giocatore non c'è stato fallo, trattenuta, e ce ne sono state tante oggi, tanti legacci, diciamo, che non sono stati.
Infatti sono curioso, Marco, mi rivolgo proprio a te che scrivi questo messaggio, sono proprio curioso di vedere se poi finirà negli highlights, se finiranno i varie cose. Io poi mi rendo conto che negli highlights ci devono andare le azioni di gioco perché la gente guarda il pallone, ma quello che poi succede in aria, se non viene richiamato il VAR, se non viene segnalato dall'arbitro, rimane lettera morta e resta solamente nell'analisi degli highlights nascosti sulle varie piattaforme. Anche sul rigore e l'espulsione, no? Porca miseria, un'azione abbastanza lenta, Sì. no? Che De Lorenzo è talmente davanti alla palla, il giocatore è talmente dietro, cavolo, non ti deve richiamare il VAR, come fai a non vedere una cosa del genere? Lì mi lasci un po' interdetto, no? Va bene, diciamo, non l'ha vista, perché ci sono, ragazzi, ricordiamoci che a volte delle azioni possono essere difficilissime da valutare per ragioni facilmente intuibili, no? Proprio per la dinamica con cui si sviluppano, sei impallato da un giocatore, perché sono velocissime, perché parliamo di frazioni di secondo e di pochissimi centimetri. Non è ogni errore uguale, cioè l'errore proprio marchiano è quello. Ecco, quella non era una cosa difficilissima da valutare, no? Quindi possiamo dire che non era proprio in giornata proprio maiuscola. Però Dico, fammi dire a Vincenzo che penso si sia collegato solo adesso, altrimenti questo messaggio non potrebbe arrivare, perché abbiamo fatto 2 ore di analisi del Napoli e adesso, visto che è arrivata la domanda, volevo il parere anche di Guido e di Giovanni sull'arbitraggio. Non ci possiamo attaccare all'arbitro perché quando mi riguarda arbitrano bene, se abbiamo perso è perché noi non abbiamo giocato bene, non siamo esistiti. Yes, assolutamente sì. Se ti sei collegato adesso, o te la recuperi dopo che adesso stacchiamo, o torna indietro in modo tale che abbiamo parlato estensivamente di cosa non è andato. 99,99% è i difetti, le sbavature del Napoli, quindi il 99,99%. Puoi stare sereno che non siamo populisti. Oh, l'arbitro non ci accide nessuno. No. 99,99% dobbiamo crescere. Commento disonesto, lo so che poi una polemica per quello che è proprio il personaggio tra Per nickname, definizione. tra Avatar e bellissimo. Allegri ci ha ingabbiato con Adekam e Bartesaghi. No, non è vero, perché non erano i titolari della partita, fa parte di quello che è stato nel finale, dopo l'espulsione di quello, dopo il mezzo infortunio di Salemaker, sono entrati anche quelli. Non sono entrati proprio nella partita, anzi, se Neres avesse segnato, Bartesaghi non l'aveva marcato bene. Se Langa avesse affondato, se Elmas avesse fatto così, Adekam sarebbe stato un giocatore impossibile. Quindi non diciamo stupidaggini, ridicolezze. Giovanni, io ti ringrazio per il tuo intervento. No, grazie a voi. E ci aggiorniamo. Ci aggiorniamo, Guido, ci sentiamo. Buona. Io ti volevo ringraziare pubblicamente per quello che mi hai detto privatamente su una cosa che hai detto, tu l'avevi detto con largo anticipo, e non è una sviolinata, nel senso No, sei sempre un signore. No, ma che quando mai? Cioè, questo rimane, ecco, tra di noi perché c'è stima reciproca ed è giusto anche essere onesti nell'accettare che il tuo interlocutore sia più bravo di te, come nel mio caso. Io dico che fai le analisi migliori delle mie, quindi. No, Certo. però qua, chiudiamola qui, non era volto per prendersi No, complimenti. no. Che tu hai scritto una cosa molto carina, hai detto diciamo che lo zio Guido ci aveva visto bene. Sì. No, ma il problema è che è sempre come Cassandra, no? Che poi tu non ottieni niente a parte qualche gentiluomo come può essere il nostro amico Valerio, e chiaramente oltre Valerio, diciamo anzi ti prendi spesso e volentieri gli insulti. Poi insomma, se con mesi o anni tu dici no, vedi, era così, hai detto sì, però è magra consolazione. Il punto è, io non dirò mai l'espressione sono onesto intellettualmente, per ormai tutti questi termini, gentiluomo, galantuomo, onesto intellettualmente, sono in bocca a persone che sono tutt'altro che gentiluomini onesti intellettualmente. Certo. Però ti ringrazio per la cosa. Come oggi probabilmente scontenterò sul fatto che oggi è un campanello d'allarme questa partita, poi ce lo dirà il campionato se effettivamente Allegri non riesce a sfruttare questa inerzia. Sì, certo. Vediamo. Andiamo. Vabbè, quanto mancano? 30 finali? Quanto stiamo? Sì, 4 finali. Stiamo a più 27
da una parte Vabbè. e 30 finali dall'altra. Un abbraccio Vabbè. Giovanni. Dai, ciao, buonanotte. Un abbraccio a te. Valerio, tornando al campo, che è Sì. sempre il nostro, poi se devi chiudere o devo andare, dimmi tranquillamente. Diceva una cosa giusta prima, io ti ho ascoltato, che comunque Conte, sia la preparazione, l'impostazione è fatta con Lukaku, che può non piacere, non è più quello dei vecchi tempi. Tu l'anno scorso hai indominato esattamente il modo di raccontare Lukaku, proprio con una metafora perfetta. E c'è da dire che Lukaku, anche quando non è in giornata, perde qualche pallone, intanto ti tiene impegnato in difensore, intanto ha una sua fisicità, pure se lui va a terra e viene anticipato, e permetteva, vedi le due cose, gli inserimenti, tant'è vero che noi l'anno scorso abbiamo avuto dei gol, prima McTominay, Anghissà, inaspettati, no? All'inizio del campionato il lavoro che sta facendo il nostro attaccante, che bravo, la difende bene la palla, però non è la stessa cosa, non ha la stessa fisicità. Voglio aggiungere un... Vai, continua. No, dimmi tu. No, è perché anche su De Bruyne, io credo che un De Bruyne che la dà a Lukaku si lancia in avanti con più fiducia che Lukaku la mantiene. Cioè, è come se fosse anche lui frenato dal fatto che io se la do a Lukaku e 5 volte su 10 magari la palla mi ritorna e io posso andare al tiro. Se invece la do a Lucca, se invece la do a Højlund che ha appena iniziato, magari 4 volte su 10, allora io non mi butto subito nell'inserimento e mantengo un pochino più la posizione di interno sinistro, mezzala sinistra vicino allo bot per non scoprirmi troppo. Secondo me questi retropensieri che poi accadono in un frammento di secondo, deve succedere in un attimo. E tra l'altro non hai fatto i 2 ritiri, Højlund è arrivato a campionato in corso. Le persone vanno, cioè chiaramente in corso all'inizio, no? Ha saltato le prime 2, però lui i primi allenamenti sono le partite, no? Non si è fatto i due ritiri, quindi è una squadra in costruzione, con un campionato, anche perché si spera di fare una Champions dignitosa, dove non so quanto questa è la domanda. Dimmi. Quanto è importante ora una vittoria in Champions? Le vittorie in Champions sono sempre importanti, perché per quanto sia stata prolungata da 6 a 8, no, il mega girone, non sono infinite. L'altra volta si sentivano dei commenti come ci fossimo tolti un peso, no? Sì, ti sei tolto il peso della trasferta, ma 0 punti di ranking, 0 euro perché la sconfitta non viene pagata. Vabbè, non devi andare più a Manchester, però sempre 0, no? Erano sempre quelle, come quando affrontavi il Real Madrid nelle varie trasmissioni, erano tutti contenti, i tifosi chiamavano, erano contenti, io ero scontento, poi 2 sconfitte con il Real Madrid, che cosa hai portato a casa? 2 sconfitte e non ti porti a casa veramente nulla. No, sono importanti perché sarebbe la terza sconfitta in stagione o un pareggio, quindi è chiaro che una vittoria è fondamentale per tutto, come col Genoa. Ma vediamo intanto come gioca la squadra. Oggi non possiamo essere contenti, perché avremo sicuramente il 65-66% del possesso palla, ci mancherebbe. Dopo un primo sbandamento del secondo gol, il Napoli, anche tra il primo e il secondo gol si era messo un po' nella metà campo del Milan, però ci manca lucidità. Continuiamo per troppi tratti di partite a giocare a ritmi bassi, contro la narrazione di Conte, il vomito, gli allenamenti, poche azioni veramente pulite. Noi abbiamo fatto quel tiro di testa, ripeto, subito dopo il tiro, però poi di nuovo Pachi per molto tempo, e sono interrogativi che ci dobbiamo fare. Come l'interrogativo era giusto, speriamo che venga smentito nei prossimi anni, che questo Buongiorno si infortuna con troppa facilità. Sulle capacità del ragazzo nulla da dire, anzi siamo contentissimi, però se sta infortunato possiamo invitarlo a giocare a 3-7, però non a calcio. L'altra domanda che si chiedono un po' tutti: la possibilità di vedere Lang e Neres insieme è una possibilità remota come quanto lo era vedere Kvara e David lo scorso anno? In Champions ad esempio andrei così.
Dai, io spero di no, che non sia remota, perché innanzitutto significa che i giocatori sono cresciuti tanto da dare garanzia a Conte nelle due fasi. Quindi io posso dire di no come speranza, no. Non dovrebbero essere questi, certo, possono essere giocatori buoni, non buonissimi, ma non scapocchioni. Bisogna vedere, chiaramente in campo tutte e due significa che i Beatles non sono più 4, ma sono 3 o 2. Esatto. Perché non poi, a meno che Sempre non c'è una 11. deroga che il Napoli può giocare in 13, in 14, eccetera. Chiudo No. così perché devo andare, ma mi sta piacendo, una live interessante, arrivano domande molto interessanti. Conte non è che soffre a non mettere dall'inizio De Bruyne per una questione di rispetto? Ma guardate, è una domanda giusta e i dubbi Ci giusti ho mi piace pensato anche perché io, lo sai, ci ho pensato anche io. Però poi per- vedo la sostituzione e penso che magari la non... sostituzione ci sta, secondo me, perché comunque non era brillantissimo. Se qualcuno entra adesso, vi dico, non abbiamo proprio il tempo, Valerio deve andare e ricopilate quello che ho detto. Attenzione, non stiamo discutendo la grandezza dell'uomo e del calciatore, ma tu devi giudicare la partita di oggi. Il dubbio c'è, ma ripeto, è come Nedved, la Juve fa quell'investimento su Nedved, c'era chi mugugnava, non stava andando bene e poi gli ha fatto vincere gli scudetti. E non sono juventino, quindi non è che lo sto dicendo. Bisogna vedere se troviamo la quadra. Dobbiamo essere molto onesti e sereni, ma proprio tanto sereni, per dire fino adesso abbiamo fatto quei 12 punti su 12, oggi no, in campionato, ma nessuna prestazione, tranne la Fiorentina sta andando malissimo, tu dici però hai fatto 60 minuti con la Fiorentina, È vero. però non è incontrato il quando, no? La Fiorentina nel momento più brillante del suo campionato. E infatti in questo momento i valori in campo tra Napoli e Fiorentina evidentemente sono molto diversi e in quel momento la squadra ha girato meglio, però il dubbio c'è, tu dici che fai? Non lo metto dal primo minuto, non è un giocatore di 38 anni che devo amministrare pochi minuti, c'è un giocatore, è la stella, ha fatto questa scelta, cioè lì si potrebbe creare un e togli Anghissà Lobotka, non puoi toglierlo Lobotka, quello assolutamente no. Anghissà anche quando gioca male, e noi non vogliamo che giochi male, però poi quando non c'è la senti la mancanza, anche con, il dubbio c'è e la questione va, secondo me, se tu sei una grande squadra, sei un grande allenatore, se trovi la quadra devi avere il coraggio che li alterni, cioè ogni 3 partite poi ti fermi una e così le giochi tutti a 1000. Ma questo è nel mio mondo ideale, cioè, nel senso, no, vedremo cammin facendo, perché noi abbiamo un attimo diciamo di pausa del genere, però poi dopo poco abbiamo di nuovo 2 scontri diretti non male e dobbiamo arrivare più rodati rispetto a come siamo adesso. Bisogna approfittare poi dello scontro tra Juve e Milan e con la Roma. Guido, un abbraccio gigante, tanto ci rivediamo prestissimo perché la Champions cuba punti e tempo alle nostre vite. Sì, io diciamo adesso farò solo 2 appuntamenti a settimana, non 5 come in estate. Non si possono fare tutti questi appuntamenti all'anno. No, insomma, 150 conferenze. una è vero, un saluto che non mi è manco permesso di salutare le amiche Bellini, gli amici Bellini e Valerio. Volevano il saluto a qualcuno, ma salutiamo i sommozzatori, Valerio. Vabbè. Pure nel finale mi piace, perché pure un saluto finale. Guido Gentile. Che cosa hai contro i sommozzatori? Niente, assolutamente okay, niente. no, perché sennò, diranno che poi Valerio contro i sommozzatori. Un abbraccio a tutti, siamo molto calmi, molto calmi. Buon lavoro Valerio, buon lavoro. Ciao. Grazie mille, ciao. E un abbraccio a tutti voi, ringrazio tutti per il supporto, quelli pazzi, perché ci sono quelli pazzi scatenati, Fabio che cercava di farmelo recuperare ma l'abbiamo visto in diretta, il folle Danilo con i suoi 3 splendidi bambini e anche quelli meno pazzi che magari non possono farlo assolutamente. Siete comunque i miei eroi perché guardate tutta la live di notte, lasciate il like dopo, lasciate i like preventivi, calma, va bene, però può andare meglio.
e quindi ci lasciamo con il motto che poi alla fine è quello più importante, che è crescere, che è l'unica cosa che conta, quindi vediamo già dalla prossima di crescere. Amici belli alla ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora, è vero, la Cremonese in battuta, non ci posso credere. che campionato è? Sconfitta brucia sempre anche per lo slancio che abbiamo dato al Milan, ma non ci disuniamo e continuiamo a tifare. I risultati arriveranno col nostro tifo, anche senza il nostro... Cioè il tifo è importante, ma se ci fanno andare, che poi questo è un altro tema. Il saluto finale per me è per Angela Torre, perché comunque c'è sempre stata.